benvenuto a tutti. Incominciamo i lavori e siamo qui per i saluti istituzionali e poi il programma l'avete, quindi non c'è bisogno di ripeterlo. Vi leggo velocemente una lettera che ci ha spedito Luca Zaia, il governatore del Veneto. Non Crozza, questa perché potrebbe essere, però è proprio Luca Zaia questa. E allora, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla segreteria, purtroppo non potrò partecipare al convegno Emergenza Climatica Obiettivo 2030 a causa di concomitanti impegni istituzionali. È importante affrontare e discutere queste tematiche. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per combattere il cambiamento climatico sono una priorità per il Veneto. A riguardo, nel luglio del 2020 è stata approvata dal Consiglio regionale la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, un documento che contiene la pianificazione strategica fondamentale per la competitività economica, l'equità sociale e il rispetto dell'ambiente in Veneto. Siamo stati la prima regione che ha adottato questo importante documento di visione del futuro, perché crediamo che salvaguardare la nostra terra potrà garantire alle nostre comunità una qualità di vita migliore. Quindi plaudo anche al vostro impegno nel presentare in questa occasione la position paper degli ingegneri del Veneto sul cambiamento climatico. Gli eventi calamitosi degli ultimi anni ci hanno infatti imposto delle riflessioni su questo tema e sulle politiche di governo del territorio, necessarie per individuare buone prassi e strategie comuni per uno sviluppo sostenibile che contrasti questi effetti disastrosi, come l'acqua granda o la tempesta Vaia. Fra le parole chiave del futuro c'è dunque sostenibilità, a partire dal rispetto e la tutela, l'ambiente in tutte le sue sfaccettature, dal contenimento del consumo del suolo alla rigenerazione urbana, all'efficientamento energetico, a un'economia circolare. Nell'augurare buon lavoro per le prossime progettualità e sinergie condivise, rinnovo i miei più cordiali saluti a tutti i presenti. Bene, soprattutto l'ultima frase, sinergie e tentativi di collaborazione, noi è da molto tempo che li auspichiamo e tentiamo ed effettivamente qualche risultato incominciamo anche a vederlo. Io mi taccio, passo la parola al padrone di casa, diciamo, territoriale, che è Mariano Carraro, il presidente dell'Ordine Ingegneri di Venezia, e poi chiude il nostro presidente nazionale. Ecco, ringrazio il nostro presidente ingegnere Boschetto e ringrazio tutti i presenti dal vivo e da remoto. 2 anni fa più o meno l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, insieme al Collegio Ingegneri di Venezia, aveva costituito e ha costituito, perché è tuttora operante, il gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di redigere una position paper, cioè un documento di analisi e di proposte degli ingegneri veneziani sul tema dei cambiamenti climatici e sul come promuoverne contenimento. È un obiettivo, fu un obiettivo, lo è tuttora, che forse potrebbe anche apparire velleitario, perché le azioni da porre in essere riguardano certamente la scala planetaria e quindi quello che può fare anche un solo paese, quale può essere l'Italia, è ben poca cosa. In realtà a me pare non sia così. Ciascun individuo può nel suo piccolo fare qualcosa a partire proprio dalle azioni quotidiane e così via, incrementando la scala, ciascun comune, ciascuna provincia, ciascuna regione, ciascuno Stato può fare qualcosa per contrastare questo preoccupante fenomeno i cui effetti si vedono crescere di anno in anno. Qui a Venezia siamo
particolarmente sensibili al tema perché i cambiamenti climatici stanno incrementando pericolosamente il numero e i livelli delle acque alte che interessano la nostra città capoluogo da decenni, da secoli si può dire, ma l'incremento è tipico di questi ultimi tempi. Gli esperti ci hanno mostrato più volte questi incrementi appunto nel corso di vari seminari e convegni. Il pericolo gravissimo, qualcuno potrebbe dire la certezza, è che Venezia venga sommersa dall'acqua. È un pericolo che se non si può del tutto scongiurare, almeno si deve contrastare. Venezia è un gioiello di cultura e di arte che non si può assolutamente perdere senza combattere. Quel documento redatto dal nostro gruppo di lavoro un paio d'anni fa è stato redatto ed è stato poi condiviso dal Consiglio dell'Ordine di Venezia e quindi presentato in un convegno pubblico a Venezia, naturalmente, nella cornice della scuola di San Rocco in una calda giornata, era il 23 luglio del 2020. Adesso siamo qui e siamo sicuramente saliti di livello del documento e del tema e dell'argomento, se ne è fatta propria e l'ha condivisa la Federazione degli Ingegneri del Veneto, che ha istituito un proprio gruppo di lavoro sullo stesso argomento, condividendo l'obiettivo che inizialmente era quello dell'Ordine di Venezia e lo propone oggi qui in questo convegno. L'intendimento evidente è quello di presentare e di dialogare con il livello istituzionale regionale le iniziative possibili secondo la visione degli ingegneri veneti. E quindi fa particolarmente piacere l'intervento che prima ha letto il nostro presidente regionale del governatore del Veneto, Luca Zaia. Non mi resta che ringraziare i colleghi Marino Mazzon, che è qui presente in aula e che poi presenterà il documento, e Sandro Boato dell'Ordine del Collegio di Venezia, che hanno animato il lavoro del gruppo FOIV. Ringrazio l'ingegner Boschetto che ha fatto proprio l'obiettivo e ha promosso, organizzato e realizzato questa odierna iniziativa. E pongo il tema all'attenzione e lo ringrazio particolarmente per essere qui il nostro presidente nazionale Armando Zambrano, che so essere sensibile all'argomento e questo fatto è testimoniato dalla sua presenza qui oggi. Ringrazio e saluto anche i partecipanti alla tavola rotonda, tra cui il dottor Luca Marchesi, responsabile dell'area tutela e sicurezza del territorio della regione, che è la persona, il dirigente con il quale saremmo a dialogare sul tema che oggi esponiamo e lo ascolteremo con piacere poi all'interno della tavola rotonda. E saluto quindi tutti i partecipanti presenti in sala e da remoto. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E devo dire che partendo un po' dalle considerazioni che faceva l'amico Mariano, il Consiglio nazionale è sensibile su questi temi e ricordo che in più occasioni siamo venuti a Venezia proprio per testimoniare quello che tu dicevi sulla importanza di questa città straordinaria che è un faro di cultura, di bellezza, di beni artistici per tutto il mondo. E ci è sembrato utile e opportuno raccogliere l'invito qualche anno fa che tu ci avevi posto in occasione per spingere un po', come dire, la realizzazione, il completamento del Mose, e quindi facemmo questo convegno nel quale mettemmo un po' insieme tutti gli attori e devo dire che, non certo per l'iniziativa nostra, ma insomma per aver colto il momento opportuno, poi alla fine il Mose ha cominciato a funzionare e siamo venuti dopo che si era avviato appunto il processo di funzionamento per
verificarne le attuazioni, per studiare questo tema così importante, ma anche per testimoniare quello che poi è l'attività che la FOIV sta facendo sul tema del risparmio energetico, sul tema dei cambiamenti climatici. Io ho letto il documento che è stato presentato, che mi avete inviato, ed è una testimonianza che va oltre, diciamo, i limiti della vostra regione e anche, devo dire, del nostro paese, perché affronta i temi in una visione assolutamente generale, ma dalla prospettiva dell'ingegnere. Mi è piaciuto che più volte avete richiamato che al di là degli studi, al di là delle idee, al di là delle buone intenzioni, poi c'è bisogno di chi concretizza gli interventi, di chi studia le modalità e gli effetti delle decisioni che si vanno a prendere, che è un compito ovviamente specifico degli ingegneri. E allora questo documento è sicuramente la base per una discussione più ampia, per cui cercheremo anche di portarla all'attenzione nazionale, ma non solo dell'ordine degli ingegneri, ma anche degli altri ordini che costituiscono la rete, perché c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno di questa cultura della sostenibilità, del risparmio energetico. Non dico prenda più piede, perché ormai se ne parla forse fin troppo, ma passi dalla fase delle promesse o delle idee alla fase attuativa. In questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette delle basi importanti. L'altro giorno abbiamo avuto una call con il ministro Cingolani, più volte richiamato, diciamo, almeno come Ministero della Transizione nel documento. È un elemento importante di spinta del processo che dobbiamo portare avanti per garantire sempre di più che quel rischio di superare il 1,5 gradi di aumento della temperatura venga scongiurato. Credo che sia oggettivamente difficile, però le conclusioni che voi portate nel vostro documento sui rischi futuri sono qualcosa che dovrebbe preoccuparci e forse accelerare anche le procedure, perché questo piano così importante veda la sua conclusione. Un piano che è fatto di tante cose, si va dagli interventi infrastrutturali che devono garantire risparmio energetico, agli interventi nel campo dell'edilizia, cosa che a noi è molto, per noi è molto caro, ma anche molto importante, perché sappiamo come si possa coniugare risparmio energetico e sicurezza delle costruzioni in modo da garantire non solo i vantaggi dal punto di vista economico per i risparmi delle bollette e ovviamente contribuire anche a quello con le energie rinnovabili ad evitare appunto le emissioni di CO2, ma anche a garantire quella sicurezza dal punto di vista sismico che anche in questa regione, in quelle immediatamente vicine, sappiamo che potrebbe produrre gravi danni in caso di terremoto. Allora, per questo ci stiamo battendo per rendere strutturale in qualche modo il bonus, chiamiamolo un bonus sismico soprattutto, un bonus di sicurezza e risparmio energetico. Qui a finire che il termine super bonus viene inteso non troppo bene, insomma anche l'altro giorno in una discussione con il ministro Cingolani è venuto fuori sempre il tema delle frodi, questo 4 miliardi che l'Agenzia delle Entrate diciamo non accertato, perché non ci sono ancora accertamenti definitivi, ma ha controllato che vi siano e sui quali c'è tanto da discutere. In realtà abbiamo visto come effettivamente il 3% delle frodi sono quelle poi effettivamente riconducibili al super bonus, che non è un caso, perché il super bonus è quel bonus edilizio che vede i professionisti protagonisti nelle attività di controllo. E quindi avere esteso col decreto antifrode anche agli altri bonus questi controlli è un fatto importante, ma credo che l'obiettivo debba essere quello di mantenerlo a lungo termine, perché se vogliamo intervenire sulla sicurezza sismica non bastano 10 o 20 anni probabilmente. Qualcuno si pone il problema giustamente della sostenibilità economica e dato che siamo ingegneri e siamo persone serie, siamo stati i primi a fare un documento indipendente, io dico, poi chiaramente qualcuno lo può ritenere sempre di parte, perché noi, come dire, siamo anche lavoratori per il super bonus,
è questo documento che ha verificato quali sono i costi reali per lo Stato. E abbiamo scoperto che alla fine, a fronte di un incentivo di 100, il valore della produzione è 100 e 220, quasi il doppio. Questo non lo diciamo noi, è la matrice di contabilità sociale dell'Istat, quindi non è un'invenzione nostra. A fronte di 220 euro di produzione, le tasse che lo Stato incassa nei 2 anni e mezzo di realizzazione dei lavori sono circa il 40%, quindi siamo già a 80 rispetto a 100, ma poi ci sono i risparmi indiretti, ci sono i lavoratori che vengono assunti e che quindi a loro volta producono reddito, ci sono i vantaggi dal punto di vista energetico, i vantaggi in termini di costi sanitari, perché una casa ben climatizzata evita malattie polmonari che poi fanno, e anche altri tipi di, come dire, di problematiche che possono essere, e quindi anche i costi sanitari si riducono. Ovviamente i costi di riparazione e ricostruzione dopo un terremoto, che sono oltre 3 miliardi all'anno, e ne abbiamo cacciati oltre 150 negli ultimi 60-70 anni. Se ci mettiamo tutto questo, alla fine vediamo che addirittura il saldo è positivo. Dice, ma tu dici, le sciocchezze, te la sei inventata, te la sei cantata. La verità è che poi un documento della Camera dei Deputati, il numero 32, se non erro, del dicembre dell'anno scorso, prende pari per certi aspetti il nostro documento, fa dei conteggi, li fa verificare dal CRESME e arriva alle stesse conclusioni. Allora si può coniugare sostenibilità con lavori, con risparmio energetico, con tanti vantaggi, non ultimo il consumo del suolo. Vedo qui il senatore Ferrazzi, che saluto, con il quale ci siamo anche incontrati in qualche audizione, in qualche incontro proprio sulla legge che lui ha proposto sul consumo del suolo, e che ci auguriamo che trovi una sua, diciamo, un suo arrivo in porto. Ecco. Qualcuno mi ha detto che dovrebbe rientrare all'interno del testo sulla rigenerazione urbana che si doveva approvare entro il 31 dicembre. In realtà mi pare che ancora non se ne parli, eppure una delle riforme all'interno del PNRR, quindi su questo ci potrà dire qualche cosa di più preciso. Io credo che a questo punto dobbiamo procedere come ingegneri nel fare cultura, nel dare informazioni, nel portare avanti anche il documento della FOI, che chiederò di poter utilizzare anche in un ambito più vasto. Insomma, cedetemi un pezzettino di copyright, mettiamola così, e faremo in modo di portarlo avanti, perché è un lavoro ben strutturato, leggibile, che non è banale, che è fatto proprio per essere compreso, e anche un po' per preoccupare nel senso sano del termine, cioè far comprendere che il problema c'è, ma anche la soluzione, e la soluzione ce l'abbiamo in mano noi. E quindi da questo convegno sicuramente verranno ulteriori proposte, ulteriori idee, ma soprattutto sarà evidente come una categoria professionale, io dico importante come questa, ma anche insieme alle altre, si batterà perché questo cambiamento climatico non dia e non produca gli effetti negativi che a oggi sono abbastanza, come dire, presumibili. Grazie infinite per l'invito e buon lavoro a tutti quanti. Grazie Presidente. Si sente? Spero di sì. Beh, noi possiamo tranquillamente venderlo al CNI, il nostro studio, per un euro, cioè non c'è nessun problema. Allora adesso passiamo alla presentazione del nostro lavoro che stiamo affrontando oggi. Volevo, prima di dare la parola a Marino, volevo solo citare velocemente, magari l'avresti fatto tu, ma lo faccio io, dai, anticipatamente, che il presente documento è stato messo a punto dal gruppo di lavoro FOIV numero 24, Cambiamento climatico, composto da Luca Lucchetta dell'Ordine di Belluno, Angelo Pasotto dell'Ordine di Padova, Giuseppe Gasparetto Stori dell'Ordine di Rovigo, Alberto Pivato dell'Ordine di Treviso,
Sandro Boato e Marino Mazzon, che è il coordinatore del gruppo dell'Ordine di Venezia, Valeria Reale Ruffino dell'Ordine di Verona, Tania Balasso e Michele Milan dell'Ordine di Vicenza e in più da referente del comitato esecutivo, del nostro comitato esecutivo, Bruno Frinzi, che è anche vicepresidente della FOIV. Marino, a te. Grazie Pasqualino. Allora, mi hanno detto di dire chi sono. Io sono un ex dirigente, vengo da società di ingegneria, prima dalla Tecnomare di Venezia, oggi Eni Progetti, poi dalla Tetis, 2 società che facevano sempre progetti complessi e che abbisognavano della convergenza di tante discipline diverse. Quindi io sono cresciuto in un vivaio che mi ha abituato a provare ad avere una visione sistemica delle cose, ecco, che è forse il tipo di approccio che per il problema climatico è il più adeguato, essendo il problema climatico un colossale problema di sistema. Vengo alla cosa. Ecco qua. Questo solo per dire e per toccare con mano quanto sia vero il problema che i fenomeni che stiamo vivendo e il cambiamento climatico che stiamo vivendo avvengono tutti nello spessore dell'atmosfera, che è 1/1000 del diametro della Terra, ovvero una pellicina piccolissima. Già solo questo ci fa pensare quanto basti poco, fra virgolette, per alterare questa situazione. Alla motivazione del position paper è stato per noi un dovere civile e abbiamo pensato necessario farlo come atto di comunicazione nei confronti sostanzialmente di un'opinione pubblica che a nostro avviso sa che c'è un problema di clima, ma non ha ben misurato, non ha ben toccato con mano di cosa si parla, e le amministrazioni per sollecitare alcune mosse, alcune delle quali stanno accadendo, ma che però risultano necessarie proprio sul piano strategico complessivo per affrontare il tema e soprattutto provare a vedere di dare alle amministrazioni questa sollecitazione in confronti di una visione lungimirante della vicenda. Questa presentazione io la faccio non per gli specialisti, ma per, diciamo, i non specialisti, quindi spero di non annoiare quelli che specialisti sono. A me premerebbe che le parole chiave che vengono fuori e ci ricordiamo da questo siano l'urgenza che deriva dal fenomeno in atto, la complessità del fenomeno e delle soluzioni e la lungimiranza che serve per fronteggiare questa situazione. La misura del problema viene da sé, no? La temperatura sta schizzando in alto, lo sappiamo tutti, e se vogliamo dare la misura effettiva della vicenda, qua non mi funziona il telecomando ovviamente, possiamo andare avanti voi? Fai un clic. Eccolo qua. Leggo. Un aumento di 1,5 gradi, dice lo scienziato, non è un numero arbitrario, non è un numero politico, è un limite a scala planetaria e ogni frazione di grado in più è pericolosa per l'umanità. Antonio Guterres, che mi auguro che non sia il solo che ha a cuore questa tematica, dice alla COP26: tutti i paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sui combustibili fossili costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta. Dobbiamo decarbonizzare adesso in tutti i settori e in tutti gli stati. La tesi del position paper. Mai la civiltà umana ha dovuto fronteggiare un problema maggiore e più urgente. Mai tale enorme responsabilità gestionale sta in capo alla generazione che c'è adesso, una generazione. Occorre decarbonizzare, è eccezionalmente complesso, ma affrontabile e tocca tutte le attività economiche. Le decisioni o non decisioni prese dai governi adesso non solo influenzano i nostri figli e nipoti, ma si ripercuoteranno nei secoli. Serve una nuova governance lungimirante con una strategia per il 2050 e oltre, coordinata.
L'ingegneria si candida a collaborare. In fin dei conti l'ingegneria, insieme alle altre molte discipline, può aiutare a confrontare le alternative strategiche, aiutare i decisori a prendere le decisioni e contribuire all'attuazione. L'ingegneria infine è anche un mestiere, comprensivo anche del project management, lo vedremo verso la fine. Il position paper sostanzialmente ha 4 sezioni e ogni affermazione che c'è scritta nel position paper ha i riferimenti alle fonti, per cui sono affermazioni, diciamo, assolutamente oggettive e prese dalle fonti di scienza, diciamo. La prima sezione dice cosa sta succedendo, prova a fare una descrizione, diciamo, divulgativa. Io toccherò solo alcuni punti. Quello che succede è che ci sono gas serra in eccesso che provengono dalle attività antropiche. Nell'ultimo 1.000.000 di anni l'anidride carbonica ha oscillato a ritmi di 100.000 anni e ha fatto la bellezza del 30% di aumento in 70 anni. Cioè la variazione della curva, che si vede bene in questo diagramma a 1.000.000 di anni e si capisce bene che è del tutto innaturale. La variazione della curva in questo senso è cominciata nel 1950, l'anno in cui sono nato io, intorno al 1950. Allora oggi emettiamo 50 miliardi di tonnellate all'anno di gas serra, CO2 equivalente, e sono il 600% in più dal 1950 e stanno ancora crescendo. La nota è che la CO2 emessa in atmosfera resta per 1000 anni, non la toglie nessuno, resta lì per 1000 anni. E il metano, che è una delle altre componenti gas serra importanti, ha un effetto serra 80 volte superiore alla CO2. E la concentrazione che abbiamo oggi di CO2 c'è stata 5 milioni di anni fa, ovvero quando noi non c'eravamo, c'erano i mammut, quindi è veramente grave. La conseguenza è che la temperatura è andata su, ed è andata su altrettanto all'improvviso, perché l'aumento eccessivo dei gas serra assorbe di più gli infrarossi che vengono dal Sole e li trattiene in atmosfera, aumentando l'energia che c'è in atmosfera. I fenomeni estremi che stanno succedendo sono proprio perché c'è troppa energia e questa si sfoga con le immigrazioni, il costo e tutte quante queste cose. Allora qui c'è questo videino che dura 20 secondi, mostra le variazioni di temperatura dal 1850 in poi su scala 10 anni. Allora io scandisco gli anni e voi vedete l'effetto. Guardate qua, 1900, si va avanti a variazioni, qualcosa più, qualcosa meno, abbastanza normale. Siamo al 940, al 50, al 60, al 70, all'80, al 90, al 2000, al 2010 e ad adesso. Ci si scalda. Se questo non fa, per ossimoro, raggelare il sangue, no, io non lo so. Notate poi questa area qui fredda. Questa viene dal fatto che la Groenlandia si sta sciogliendo. Questa area fredda è quella che sta facendo rallentare la corrente del Golfo. Alcune anomalie conseguenti a questo, adesso non vi sto a spiegare una serie di robe, ma vado alle cose che mi sembrano più essenziali, diciamo, no? La crisi climatica è fra noi, cioè non è più nel futuro, è adesso. E lo vediamo perché siamo solo un grado in più, solo fra virgolette, un grado in più di temperatura media, no? E abbiamo il permafrost che collassa e l'aumento degli eventi estremi. Il permafrost, no? Forse lo sanno tutti, è l'area artica, e tutti sanno che sta, diciamo, liberando tutta una serie di gas serra e libererà 100 miliardi di tonnellate entro la fine secolo di questo passo, e oltretutto abbiamo delle anomalie di temperatura terribili, no? Nella città che è sempre stata la città più fredda del pianeta. Ma sono i fenomeni estremi associati a questo, e un ente governativo americano stima un impatto pari al 10% per gestire solo i danni dagli eventi estremi, no? Verso fine secolo, in assenza di mitigazione globale e sostenuta. Non solo, ma il mondo assicurativo sta diciamo, lavorando, no? E sta concludendo che i fenomeni estremi, i danni ai fenomeni estremi non sono più assicurabili, e quindi voglio vedere cosa succederà. Questo è l'incendio in California, abbiamo avuto 50 gradi in Oregon, che non ci sono mai stati, in posti dove ne eravamo 20, l'abbiamo visto sempre. Questi sono gli incendi. Ogni anno per incendi si perde un territorio tipo quello dell'Irlanda, ogni anno. Dopo quanto tempo ci mette una foresta a ricostituirsi? Ogni anno una Irlanda in meno.
10 miliardi per alluvioni in Germania, uragani più forti e arrivano più a nord con forza, ne abbiamo avuto anche noi, guardate qua. Noi abbiamo avuto nel nostro piccolo siccità forti e 50 gradi in Sicilia, anche questa è una temperatura che non è poi così comune. No? Abbiamo avuto Vaia, 2,8 miliardi di danni e 42 milioni di alberi buttati giù in pochissimo tempo. Questi sono gli eventi estremi. Ma la cosa preoccupante nella prospettiva sono i fenomeni non lineari. I modelli climatologici, no? Sono fatti su un certo livello di linearità, sono molto accurati, funzionano bene e prevedono anche il rischio dovuto a fenomeni non lineari, ma questi sono i tipping points. Allora, ve li enumero senza andare a insistere della serie. Non abbiamo tempo, cioè è così urgente che non c'è neanche tempo di fare la presentazione, se vogliamo, no? Però sono dati per sollecitare riflessioni, no? Se la foresta amazzonica si deforesta, si incendia, perde biodiversità, perde umidità e l'umidità della foresta amazzonica crea le piogge in Africa. Il ghiaccio artico si scioglie 3 volte più velocemente del previsto, la circolazione atlantica sta rallentando e si prevede anche che possa fermarsi e invertirsi. Le foreste boreali si incendiano, quindi contribuiscono all'aumento di CO2 in atmosfera, le barriere coralline sono in coma, la Groenlandia si scioglie e ha raffreddato il Nord Atlantico, che è uno degli elementi non lineari che contribuiscono al freno, e il permafrost si scioglie e butta fuori CO2 e metano. Ovviamente si scioglie anche l'Antartide, in parti strane, no? E quindi c'è anche una prospettiva più grave di aumento del livello del mare. Se uno va a vedere il rapporto dell'IPCC di agosto, trova anche cosa può succedere di livello del mare, non questo secolo, quello dopo. E il fenomeno è lento, no? E quindi mette a repentaglio la sicurezza del periodo successivo. Nel nostro piccolo, le previsioni di aumento di livello del mare intorno al 50 le dà questo modello matematico fatto da Climate Central, che mostra come ci sia un rischio, scusatemi, un rischio di ripetitività annuale di inondazioni, no? Che arrivano a Portogruaro, arrivano a Rovigo, arrivano fino a sotto casa mia e quindi andrà sotto anche casa mia e quant'altro. Quindi credo che almeno uno studio dettagliato per vedere probabilità e misure si possa anche fare riguardo a questo fenomeno. Questa è una cosa che viene dalla National Academy of Sciences americana, che mi sembra interessante mostrare in questa sede. L'aumento dell'aria può portare la Terra in un punto di non ritorno. Allora funziona così, questo è un diagramma di stato di stabilità della temperatura della Terra. Allora, questo è il tempo, questo è l'inizio dell'Olocene, questo è l'anno zero, qua è oggi. La temperatura, l'area azzurra è freddo, l'area rossa è caldo, la stabilità del campo, no? Tutti sanno noi, no? Che i campi si esprimono così, e quello che è successo è che la Terra, da quando è iniziato l'Olocene, da quando è iniziata la civiltà, è sempre stata in una, diciamo, zona di temperatura abbastanza buona. E adesso è qua, è aumentata la temperatura. E qua ci sono 2 strade. O la Terra Earth System Stewardship, o la Terra viene portata qui, oppure arriva a una soglia che è calcolata intorno ai 2 gradi, oltre la quale va a finire in un buco di campo molto stabile, dal quale non la porta più indietro nessuno, ovvero si scatenano questi fenomeni non lineari che sono, diciamo, il disastro dei disastri. Questo si chiama lo stato di terra non abitabile. A chi volesse scaricarsi l'articolo del New York Magazine del 17 che ha fatto scalpore, se lo legga perché è molto interessante. Allora qui c'è una soglia di 2 gradi e 2, c'è una soglia. Perché non si può far salire la temperatura? Perché ci sono le nicchie di sopravvivenza degli umani. Allora, questi diagrammini mostrano in funzione delle precipitazioni medie e della temperatura dove sta la gente, cioè la gente si accumula nelle zone climatiche terrestri dove c'è più o meno questa precipitazione e più o meno una media di temperatura annuale attorno ai 15 gradi. E questo, guarda caso, è la stessa nicchia dove si può fare agricoltura e la stessa nicchia dove si può fare allevamento. Allora uno dice, per le previsioni, altro articolo dei Proceedings del National Academy of Sciences americano,
per l'aumento di temperatura previsto, da 1 a 3 miliardi di persone vanno fuori, si trovano una condizione climatica nel loro territorio fuori da questi limiti. Detto questo, dove vivrà l'umanità? Qua siamo al 2020, le zone verde scuro sono quelle più adatte al vivere umano. Qui la previsione è il 2070, dove vanno le zone più adatte al vivere umano. E questo è un problema che riguarda le bambine come questa qui. E questa è la differenza. Ovvero un caos sociale mostruoso, mi viene da dire. No? Allora, questo è uno degli effetti collaterali, no, dell'aumento della temperatura del pianeta. Vogliamo questo? Ci figuriamo cosa vuol dire avere questo da gestire? CO2 e temperatura sono proporzionali. È molto facile prevedere cosa succede. Questo è di nuovo l'ultimo rapporto dell'IPCC di agosto, gruppo 1, e dice: oggi l'atmosfera ha 2 miliardi e 400 milioni di tonnellate di gas serra. In questa relazione lineare 2 miliardi e 400 milioni producono una temperatura di 1,1 gradi. Cosa succederà fino al 2050, tanto per capire? Io ho provato a fare 2 conti e vi assicuro che sono conti banali, perché qui è come riempire la vasca da bagno, solo che più CO2 si butta, più ce n'è, e non c'è il tubo di scarico. Quindi, allora, se diminuiamo da oggi le emissioni del 3% all'anno, come diceva il rapporto dell'IPCC del 2018, ci troviamo nel 2050 a 3 miliardi 250, se diminuiamo del 3%, arrivando al 2050 a 0. Se invece, per esempio, andiamo avanti a 50 gigaton costanti fino al 2100 e poi basta, no? Arriviamo a 4 miliardi di tonnellate più o meno. No? E quindi arriviamo a più di 2,2 gradi e siamo alla soglia del punto di non ritorno del diagramma di prima. Bene? Questo bisogna che ce lo mettiamo in mente. E quindi siamo di fronte a un disastro ampiamente annunciato. Ampiamente annunciato. Perché qual è il problema? Perché la questione non è salvare il pianeta di per sé. Il pianeta risponde alle forzanti del sistema fisico. Il problema è salvare noi, che siamo in emergenza. Anche l'Italia ha dichiarato l'emergenza climatica. E allora occorre agire per gestire un'emergenza. Cioè questa cosa c'è adesso, perché stiamo facendo saltare l'equilibrio in cui siamo vissuti. Perché stiamo spostando il pianeta, noi stiamo spostando il pianeta in uno stato incompatibile con noi. E allora l'equilibrio fra noi e il pianeta va gestito. C'è chi ha detto che la gestione della laguna del territorio veneziano della Repubblica Veneta è la perfetta metafora planetaria, no, di quello che sta succedendo al pianeta adesso. Quindi serve la sostenibilità, ovviamente, e servono alcuni elementi importanti: lucidità, divisione, lungimiranza, soldi, determinazione. Determinazione. E ce la si può fare, ma non è come fare il compito per casa, ovvero non è che uno dice ho fatto il documento, ho dato gli obiettivi, no? Dopodiché ci si dimentica come sempre. Occorre una rivoluzione di sistema, una rivoluzione economica, sociale. Qui veniamo a un altro elemento trattato nel position paper, chi sa e chi sa un po' meno. Allora, chi sa, per esempio, è tutto il mondo economico e finanziario. E qua c'è il tema del rischio. Questo è il Global Risk Report 2022 del World Economic Forum di Davos. Questo di gennaio è appena successo. Ogni anno il World Economic Forum fa un'analisi, no, dei rischi. Perché questo? Perché c'è crescente preoccupazione per le prospettive relative agli investimenti, ai mutui, alla assegnabilità dei mutui, alla assegnabilità delle assicurazioni, alla riparazione dei danni. L'economia in una situazione di rischio sconosciuto o crescente non funziona mica. E vediamoli questi rischi. Allora questi sono i rischi ambientali, no? Allora la probabilità che accadano sta qui in basso e l'impatto sta qui. E sono tutti, io adesso non riesco a leggerli, no? Peccato perché ho la telecamera lì, ma c'è perdita di biodiversità, fallimento delle azioni climatiche, danno all'ambiente umano, tempo estremo,
crisi delle risorse naturali, disastri geofisici. Rischi sociali. Crisi della sopravvivenza, immigrazioni volontarie, deteriorazione dello stato di serenità mentale, disillusione della gioventù, failure delle infrastrutture pubbliche, erosione della coesione sociale, collasso della sicurezza sociale, non credere nella scienza. Questo è il quadro che nei piani alti è perfettamente conosciuto. E infatti tutti i governi sono perfettamente a conoscenza della situazione e dei rischi. Tutti i paesi mandano le delegazioni alla COP, tutti i ministeri dell'ambiente hanno i rapporti. Nessun paese nega l'evidenza scientifica dell'IPCC, nessuno si è messo di traverso, ma gli impegni restano insufficienti. Poi c'è una domanda retorica alla quale non rispondo ovviamente, no? E poi c'è la comunicazione, no? Nei confronti dell'opinione pubblica. Ora, sono cosciente del fatto che l'opinione pubblica si applica al mondo occidentale, altrove non è così. Ma perché l'opinione pubblica dice sa ma non sa quanto? No? Perché il sistema tende a pensare solo all'oggi, il sistema è tutto, cioè siamo noi che guardiamo i telefonini, è la politica che pensa al domani mattina, no? Sono i giornali che danno la notizia del giorno, il clima non è la notizia del giorno, il clima viene dato solo quando c'è un dramma, no? Alla COP. No? E il gap di comunicazione c'è anche, fra la scienza, c'è una questione di linguaggio, fra la politica, che forse ha altro da pensare al momento, fra l'opinione pubblica che è confusa o in parte non vuole neanche pensarci. Io ho amici che non vogliono sentirsi dire quello che sto dicendo adesso. E ci sono a questo proposito fattori psicologici complessi, no? Che sono stati studiati e pubblicati, no? Gli specialisti lo sanno benissimo. E Greta è utile ed è chiamata nei grandi consessi. È chiamata perché sanno tutti che ci vuole una questione emotiva per mobilitare la gente. E questo l'ha detto un Nobel, no? E quindi la Greta non è la Gretina, è quella che forse comunica meglio di chiunque nei confronti dell'opinione pubblica. Punto 2, sezione 2 del position paper, la sfida. La sfida è molto semplice. Il drago, qua a San Giorgio, l'abbiamo fatto noi. Il futuro, la mia domanda è, lo gestiamo o lo subiamo? Allora qua è il lavoro dell'IPCC e sono gli scenari, no, di aumento di temperatura in funzione dell'andamento delle emissioni. Scusate. Allora questa è l'emissione annuale di CO2 e la curva di riduzione per stare nel grado e mezzo è questa, o è vero è questa, che tende ad andare a zero nel 2050. E guardate bene che c'è anche chi pensa che bisogna togliere 10 miliardi di tonnellate di CO2 entro fine secolo. Questa è quella dei 2 gradi, già più su dell'accordo di Parigi, ed è quella oltre la quale potremo andare a 3,2 se vanno solo gli impegni di adesso, 3,7 con le politiche, no? Con quello che si fa, che è diverso da quello che ci si impegna a fare, e poi le politiche non realizzabili arriviamo a 4,8. Ma guardate che queste sono quello che danno i modelli, sono quello che dà la scienza, ma sono intollerabili. Cioè non possono succedere queste robe qui. Capito? Il fatto è che non sta andando come deve. Non sta andando come deve. Perché l'UNEP, che pubblica l'Emission Gap Report ogni anno, no, ha cominciato a dire che le emissioni non hanno neanche cominciato a diminuire. E allo stato attuale arriviamo a 3,7. 3 gradi e 7. Per arrivare a 1,5 gradi dobbiamo mettere non oltre 25 gigaton mondiali di tonnellate di gas serra equivalente entro il 2030. La CEE lo sa benissimo, la UE, perché ha alzato le soglie di riduzione delle emissioni per questo motivo. E oggi, invece di ridurre il 3% all'anno, dobbiamo ridurre il 7,6% per raggiungere il target del 2030. Ovvero, ma come facciamo l'anno prossimo a fare 7,6% di riduzione di CO2? Scusate, come facciamo l'anno dopo? E l'anno dopo ancora? Domande senza risposta oggi. L'emission gap è questo, ovvero i famosi 25 gigaton in meno sono qui, questa è la curva che abbiamo visto prima e questa. Quindi noi siamo ben più su e quindi la temperatura che va su è uguale all'area sottesa a questa curva rispetto a quella di prima, così si fanno i conti. Ed è molto, molto semplice. Qui abbiamo, scusate, ecco qua, un allarme chiarissimo. Questo è il
Summary for Policy Makers della RSA di agosto dell'anno scorso, del gruppo 1 dell'IPCC, e dice negli headline statements: l'aumento di temperatura supererà il grado e mezzo prima del 2040 e andrà oltre, e resterà per decenni. Minore capacità per oceani e vegetazione di assorbire i valori previsti di CO2, che resterà per secoli, ovunque, sempre peggiori effetti multipli e simultanei. Nello scenario oltre all'1,5 andrà sempre peggio, ovviamente. Poi non possono essere esclusi esiti considerati finora a bassa probabilità, come il collasso della calotta glaciale e bruschi cambiamenti della circolazione oceanica. Cioè, l'IPCC, guardate che l'IPCC, prima di emettere un rapporto approvato, e ce lo insegna Carlo Carraro, no? Si mette dei mesi a concordare parola per parola. Limitare i gas di riscaldamento globale richiede di raggiungere almeno emissioni nette pari a 0. E infatti i risultati della COP, dove è andato l'amico Andrea Ferrazzi, non sono stati poi granché. Certo, ci sono stati dei miglioramenti, e dice, vabbè, ok, sono le fonti solide. Allora facciamo un phase down del carbone, non un phase out, perché la Cina non vuole. C'è stato uno standard per i rapporti sulle emissioni, il mercato dello scambio è stato più definito, qualcuno ha fatto le prove di distensione, c'è una riduzione, una promessa di riduzione del metano al meno 30% entro 8 anni, meno 30%. C'è l'accordo sulle foreste, ma in realtà non c'è stato il cambio di passo, cioè il target del grado e mezzo, sì, c'è ancora, nessuno ha detto no, però voglio dire, per come si sta mettendo non è detto. L'accordo su equità, la finanza, gli impegni, è ancora troppo presto? Ci si chiede, è ancora troppo presto? Chi paga? Loss and damage, problema aperto. Disuguaglianze, problema aperto. Nulla sulla decarbonizzazione degli altri settori che non sia quello dell'energia. Gli altri settori tutti insieme emettono di più, quindi è un problema, no? Nulla sul problema della crisi annunciata. E quindi c'è frustrazione. Tutti ricordiamo la faccia di Alok Sharma quando piangeva di rabbia nel dire che era stato un successo. E non aveva mica tutti i torti, perché se guardiamo questo, queste sono le emissioni e questi sono gli anni in cui ci sono state le COP. Nessuna COP è riuscita a far calare le emissioni di niente. Ci credo che c'è frustrazione, giusto? E allora uno non deve meravigliarsi se salta fuori qualcuno che dice quello che dice bla bla bla, climate neutral, anche perché questa gente qui giustamente ragiona così. Allora, questi sono gli scenari che abbiamo visto, no? Le temperature. Allora dice, io sono nato qui, dice, in realtà Greta è nata qui, dice mio figlio. Io sono nato nel 50, guardate un po', questo è mio figlio, dice io sono nato qua. È nato mio figlio, no? 2020 circa. Mio figlio finisce le superiori, nasce il mio nipotino e mio figlio va in pensione. Benissimo. E allora guarda, è tollerabile questo? Allora uno dice, che mondo vogliamo lasciare a questa generazione che entra? Che mondo vogliamo lasciare? Domanda. Questo lo dico perché va capito, come dice il Papa, bisogna toccare, oltre che guardare, toccare. Allora, sostenibilità. Abbiamo la fortuna di avere l'Agenda 2030, che è una cosa seria. È stata adottata da tutti gli stati, guarda caso, nel 2015. E perché questo? Perché intanto non si può produrre e consumare più di quanto il pianeta possa fornire. Tutti sanno probabilmente che c'è l'Earth Overshoot Day, che è fine luglio. No? Siamo arrivati ai limiti dello sviluppo, ai limiti, vi ricordate nel 70 che il Club di Roma ha fatto emettere quel documento all'MIT? No? Tutto, anche lo sviluppo delle rinnovabili, anche i Green New Deal, tutto emette. E quindi nel momento in cui si fa, bisogna curare la compatibilità delle emissioni. Quindi bisogna progettare per la sostenibilità e la durata dei beni e bisogna agire con la massima determinazione, se mai fosse necessario sottolinearlo. L'intervento della finanza. Questo è molto interessante perché la finanza ha cominciato prima e forse è un game changer. Tutti i grandi gruppi finanziari stanno disinvestendo dalle fossili e investendo altrove. Gli impatti economici, qui
faccio una cosa su cui è bravissimo Carlo Carraro e quindi mi scuso, della decarbonizzazione. Oggi si va parlando di investimenti intorno al 2% del PIL, ovvero 1.600 miliardi l'anno per 30 anni. Lo diciamo Morgan Stanley nel 2020, lo diciamo McKinsey adesso. Allora, per confronto, questo è Noah Harari. Nei primi 47, no, questo è un conto mio in realtà. Nei primi 47 paesi le spese militari sono oltre il 2% del PIL. Quindi salvarci significa spendere più o meno quello che spendiamo per distruggerci. Poi ci sono i sussidi per i combustibili fossili, 0,7, le esternalità dell'uso dei fossili sono il 5% del PIL, i paradisi fiscali 10% del PIL. 10% del PIL. Gli impatti economici di misure inadeguate sono oltre il 10% del PIL, lo dicono enti pubblici, non me lo invento certo io. E quindi, come dice la Yellen alla COP, dice quindi conviene? Sì, certo. Investire oggi per i benefici di domani, certo. E inoltre cambiare paradigma, ovvero progresso più che PIL. Il PIL è quella cosa che produce beni e quindi produce emissioni e quindi produce disuguaglianza, eccetera. E il dibattito è in crescendo. Testate, fondi, economisti, filosofi. E guarda qua. Davos 2022, Governance 4.0. Sentite cosa dice. Sostituire la gestione della crisi a breve con un pensiero strategico a lungo. L'attenzione ai problemi attuali deve essere integrata da azioni per affrontare il cambiamento climatico e affrontare le sfide sociali correlate. Un altro, sostituire la visione a tunnel e l'approccio dall'alto verso il basso. Viviamo, è testuale, viviamo in un mondo altamente complesso e interconnesso, non un mondo lineare. Sia le nostre istituzioni, questo non è Che Guevara, sia le nostre istituzioni che i nostri leader non sono più adatti al loro scopo. Forse intendeva i leader delle aziende. Le imprese non possono più ignorare il loro impatto sociale e ambientale. I governi non possono più agire come se avessero tutte le risposte. Davos. Cessare l'enfasi su una concezione ristretta dell'economia e sugli interessi finanziari a breve. La finanza e gli affari sono di vitale importanza, ma devono servire la società e la natura, non il contrario. Se questa non è una rivoluzione concettuale, io non so. Questo non solo Davos, perché la questione è cominciata ben prima, no? C'è il Financial Times che ha fatto un articolo bomba nel 19, l'UNEP, cioè l'Agenzia Europea dell'Ambiente, dice le stesse cose. Il documentino di 9 pagine che si scarica dal sito della CEE. Magnifico. E poi uno dice, cosa fare in pratica? Agire sulle cause, ovviamente, questo lo diciamo nel position paper, cioè bisogna decarbonizzare, transizione energetica senza emissioni di CO2. Allora le rinnovabili, tutte, dal fotovoltaico, l'eolico, specie offshore, guardate che l'IEA ha detto che l'eolico offshore ha un potenziale pazzesco, il concentrated solar power, come questo scalda i sali a 1200 gradi. Accumulo, fusione, fissione di nuovo tipo, ovvero i piccoli reattori. Allora, il gas non tanto, il gas è combustibile fossile, bruciare gas fa CO2, ricordiamoci, cioè può andare bene tatticamente, ma non può essere strategia ovviamente, no? Una parola sul nucleare, questo è quello della Commonwealth Fusion Systems, questi hanno 2 miliardi di euro per fare il dimostratore nel 2025 che fa 100 megawatt, poi ne hanno il modello commerciale che è questo, guardate gli omini, quindi è una roba piccola, e sono quelli piccoli, però non è il nucleare che ci porta al 2050. I tempi del nucleare sono perfetti per il dopo. Quindi per il 2050 si deve puntare a questo, si deve puntare a solare e vento. Qui c'è un documentino di Carbon Tracker che dice motivatamente che il potenziale è 100 volte quello che serve come fornitura di energia all'anno per il pianeta. Questo è un documento che elabora questo documento analogo della World Bank, quindi non sono numeri inventati. Poi elettrificare tutto il possibile e poi cambiare tutto il modo di produrre tutto. Agire sugli effetti, resilienza, no? Ovviamente, che è l'altro tema, no? E poi fortuna che l'IPCC, gruppo 2 e gruppo 3, ci fanno le linee guida, no? Entro il 2022. E quindi avremo anche una diciamo, manualistica
di alto livello a disposizione. I fondamentali sono mettere mano a tutte le 5 aree. Allora, questo è un grafichetto che abbiamo messo sul position paper, sono 50 gigaton all'anno che provengono sostanzialmente 15 dalla manifattura, 13 dall'elettricità, 9,5 dall'agricoltura. L'agricoltura, cioè i fertilizzanti sono qua dietro, ci sono un sacco di roba, gli allevamenti, 8 gigaton dai trasporti e 3,5 da riscaldamento e raffreddamento. Soprattutto in futuro sarà il raffreddamento, fra l'altro, no? E quindi qua, oltre a partire da quello che c'è, bisogna sviluppare tecnologie anche per decarbonizzare processi chiavi per i quali non abbiamo ancora la soluzione, tipo acciaio nuovo, acciaio ad alto forno, tipo il cemento, eccetera, eccetera. Quindi qua bisogna mettere soldi per sviluppare tecnologie nuove. Possiamo anche dire il benessere in un contesto di sostenibilità e sobrietà è possibile. Il benessere, fra l'altro, non solo nostro, ma dobbiamo pensare al resto degli abitanti di questo pianeta che hanno il diritto di aumentare, di migliorare le loro condizioni di vita. I costi sono gestibili. Abbiamo le conoscenze sistemiche per darci le strategie, ma serve cooperazione mondiale. Serve la pace, aggiungo. E poi, ironicamente, dico, questo va letto assieme all'attuale geopolitica. E il metodo è la lungimiranza. Nei prossimi anni occorre adattare le politiche necessarie, ovvero bisogna avere dei piani strategici che guardano al 2050 e rispetto al 2050 e al 2030 è un obiettivo intermedio. Non sto dicendo che l'Italia non ha fatto niente, ha fatto delle cose. I governi devono dotarsene e attuarli, vanno commissionati, cioè non li posso inventare io da solo. Cioè c'è bisogno di una coralità di competenze, c'è bisogno delle migliori istituzioni del mondo per fare questo per conto degli stati. Bisogna acquisire scenari, valutarli e decidere. Nel position paper lo diciamo 3 volte. Mettere assieme tutte le discipline, ce ne sono tante: scienza, economia, ingegneria, filosofia, sociologia, formazione, giurisprudenza, burocrazia, politica e avanti. Prevedere e gestire gli impatti sociali, cambiamenti nel lavoro, i costi, cambiamenti nel lavoro. Allora, fine della produzione degli automobili a motore termico il 35. Subito ci si lamenta e sono 70.000 posti di lavoro in meno. Facile che sì, ma ci sono 15 anni per adattare il sistema produttivo, voglio dire. No? Sapete quante volte le nazioni o l'economia ha fatto sì che si rivoluzionassero i sistemi produttivi? Allora, cioè, bisogna farlo, non è che è sufficiente dire ma perderemo forse i 70.000 posti, ci saranno ben degli altri. Innovare molto, non solo nella tecnica, ma anche nei modi di fare la cosa. Alla fine è un'opportunità eccezionale. A me viene da dire, e va colta, oltretutto per non fare la fine della rana nella pentola, insomma, sembra così. Concettualmente, no? Qua ci sono 4 azioni strategiche per la decarbonizzazione, che forse sono utili ad avere in testa. Bisogna espandere l'offerta di innovazione, quindi un aumento verticale di investimenti di ricerca e sviluppo su energia e clima, ma anche finanziando progetti ad alto rischio e alto ritorno. Questo è apparentemente controintuitivo, ma evidentemente ci sono delle cose che rischiano di cambiare il gioco. È giusto mettere là i soldi, no? Progettare per la sostenibilità e la durata. Secondo, l'azione dei governi e delle grandi aziende, espandere la domanda di innovazione. Allora cosa possono fare i governi per aiutare questi processi? Chiedere prodotti a basse emissioni in tutte le commesse pubbliche, incentivare o disincentivare, parità di competizione con tecnologie ad alte emissioni. È chiaro che se nel mondo mondiale io sto producendo verde e un altro sta producendo a carbone e costa meno, e io che costo di più, non posso perdere le gare per quello, quindi ci vuole un sistema normativo, regolatorio, e la storia dimostra che si può fare, la storia, che è quella delle guerre alla fine, quella della gestione delle emergenze. Aumentare la diffusione dell'innovazione su vasta scala, dare i prezzi alle emissioni, dare degli standard, energia elettrica pulita, eccetera, eccetera, e realizzare le strutture abilitanti. Dopo ci siamo noi, in quanto cittadini, in quanto consumatori, in quanto aziende. In quanto aziende sono da decarbonizzare le filiere, adottare le strategie environmental social governance, tutte queste cose qua, e sono tante. Quindi, come dire, le direzioni attraverso le quali muoversi, ce ne sono tante. Lo scenario italiano, qui non ho potuto resistere a non mettere questa immagine.
Allora, uno, diciamo, climatico in senso lato, noi ci scaldiamo di 1,56 gradi in più rispetto alla media del pianeta, perché il Mediterraneo è un sistema a sé. Questo è disponibile anche su rapporti, e si parla che nel 2050 noi possiamo arrivare a un clima tipo quello della Tunisia. Tipo quello della Tunisia, ergo, agricoltura, vino, pomodori, turismo. Alcuni atti del nostro governo. Abbiamo adottato l'Agenda 2030, abbiamo fatto il Green New Deal, abbiamo fatto il PNIEC, abbiamo fatto le mozioni parlamentari sull'emergenza climatica, primo firmatario al Senato Andrea Ferrazzi, PNR in corsa, avremo presto in Costituzione la tutela dell'ambiente. Poi c'è una novità che mi preme ricordare. Il governo Draghi, che ha la testa con la lungimiranza giusta, ha messo alcuni ministri competenti, ministeri chiave, che sono stati ridisegnati, e questi sono, ma non solo, la transizione, l'infrastruttura e la digitalizzazione. Se qualcosa sta succedendo bene, no? È così, è per questo. Abbiamo il PNIEC integrato, appena integrato nel piano per la transizione ecologica approvato il 5 febbraio. Allora si fa un phase out del carbone e ci si danno degli obiettivi per le rinnovabili al 2030, 75 gigawatt dal 21 di attuali, cioè ogni anno bisogna aumentare di 7 gigawatt. Nell'accumulo ci si dà l'obiettivo a lungo termine di 30-40 gigawatt di elettrochimico, un piano aree che prevede 450.000 ettari di aree impegnate per l'accumulo, è come il Molise. Allora qui la domanda è: qual è la probabilità di raggiungere questi obiettivi? Il fatto di averli iscritti è sufficiente per arrivarci? Come adeguiamo le reti? Abbiamo un Gantt. Come rimuovere gli ostacoli? Qua c'è un utile documento della Camera del 16 dicembre del 21, dice ci sono due ostacoli grossi per andare avanti qua: difficoltà autorizzative e lenta progressione sulla capacità delle rinnovabili. Io non vorrei che questo tipo di mentalità fosse come quella, dice ma sai, il destino è cinico e baro, cioè io ho la buona volontà e non. No, questo vuol dire che se ci sono difficoltà vanno risolte, questo vuol dire che se c'è la lenta progressione va accelerata. Poi c'è il PNRR, di cui tutti sappiamo, diciamo, no? Uno dei punti chiave anche qua sono le riforme e la governance. E utile è sapere che tutte le iniziative del PNRR hanno delle schede, no? Secondo il regolamento europeo, do not significant harm. Qua i lavori in corso, diciamo, basta andare nel sito di Italia Domani per rendersi conto, no? Ci sono le liste di tutti i progetti, no? E tanto per dare un esempio, le infrastrutture hanno appena fatto 2 documenti, secondo me, molto buoni. Uno che affronta gli impatti, no, sulle infrastrutture e le soluzioni, e un altro che affronta gli strumenti finanziari necessari per far accadere ciò che quell'altro dice. Quindi le osservazioni sulle questioni rilevanti, me ne mancano solo 2 slide, sono il PNIEC e il PTE. Forse va fatto il punto sulla raggiungibilità di alcune cose, tipo ci siamo dati un obiettivo sull'idrogeno che mi sembra difficile da trovare. Io sono troppo modesto per contestare, dico solo, rifletto. Sul piano gestionale sembrano critici il programma temporale, i tempi delle gare e il sistema di project management. Il project management è questa cosa qui, che è quella cosa dove si mettono le attività, le interdipendenze, le scadenze e si monitorano in itinere per fare in modo che le scadenze vengano rispettate. Nel PNRR non c'è dubbio che il lavoro è di una complessità straordinaria per noi, perché finire nel 2026 a spendere i soldi, E poi il titolo è ripresa e resilienza, non c'è decarbonizzazione, no? Anche se c'è il do not significant harm. E qui ci sono 5 domande che vengono per riassumere la situazione, no? Una è: qual è la riduzione di emissioni effettiva che riusciremo ad avere per il 2030? Come arriviamo a raggiungere gli obiettivi? L'Italia sta dando la necessaria priorità al clima, cioè sta guardando avanti, abbiamo un progetto strategico? Sono tutte le retoriche. Quale comunicazione vogliamo dare alla nostra opinione pubblica? E poi vediamo la posizione della federazione. Questa è l'ultima. Allora, per questa slide è banale ovviamente, noi la facciamo un po' più articolata, ma per stare in una slide possiamo dire che noi facciamo nostre le
conclusioni dell'ONU e della PCC. Cioè, quello è, diciamo, la linea strategica, tattica da seguire. Ci mettiamo a disposizione per cooperare secondo le nostre capacità con tutti gli altri che hanno qualcosa da dire e da fare. Per la regione noi vedremo bene una strategia operativa per il cambiamento climatico, un'analisi degli impianti del clima e delle mitigazioni, c'è già lavoro in corso in regione, e un piano di gestione integrata della fascia costiera, che è in risposta a quei rischi di cui si diceva prima. Politiche forti al governo per il clima, più forti, piani strategici lungimiranti. L'Europa più forte e coesa, non c'è dubbio che sotto il livello continentale non ha senso pensare, no? Ma non solo per questo. E poi c'è il tema dell'informazione. Noi pensiamo utile che non finiamo qui la nostra comunicazione, la nostra informazione. Pensiamo di darci un programma anche nei confronti di altri stakeholders, non da ultimo proprio le scuole, fra l'altro, insegnanti, studenti, eccetera, eccetera. Con questo io ho finito e ripeto le parole chiave. Grazie. Però non so, questa eccomi qua. Rifaccio. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Papetti, sono il direttore del Gazzettino. Ringrazio l'ingegner Mazzone e il gruppo di lavoro del Foglio che ha elaborato questo documento, questa position paper, cui certamente non difettano i numeri, le prospettive, i quadri di riferimento. E proprio di questo adesso parleremo in questa tavola rotonda, e quindi la tavola rotonda assolutamente qualificata. Quindi chiamo qua, diciamo, sul palco Carlo Carraro, che è presidente della Commissione Ministeriale sull'impatto dei cambiamenti climatici su infrastrutture e territorio, nonché ex rettore di Ca' Foscari. Dovrebbe essere collegato da remoto Enrico Carraro, che è il presidente degli industriali del Veneto. Chiedo di salire a Andrea Ferrazzi, senatore eletto in questo territorio per il Partito Democratico, ma in particolare un rappresentante del Parlamento italiano alla COP26 di Glasgow, che è stata più volte citata anche nell'intervento dell'ingegner Mazzone. Luca Marchesi, che è direttore a Area Tutela e Sicurezza del Territorio per la Regione del Veneto. Alberto Pivato, che è professore a Padova e fa parte del Dipartimento ICEA, cioè Ingegneria Civile e Ambientale, e Armando Zambrano, che è presidente del CNI. Bene. Una nota di servizio. Dopo la tavola rotonda è previsto uno spazio di dibattito, o meglio dire, è prevista la possibilità di porre delle domande agli esperti presenti su questo palco. Naturalmente non sarà possibile rispondere a tutte le domande, ne selezioneremo alcune. Ovviamente verranno privilegiate quelle più sintetiche e più chiare nella loro formulazione, che mi verranno poi passate, io porrò poi le domande. Esiste ovviamente anche la possibilità, in questo numero di domande, che qualcuno presente in questa sala voglia porre delle domande. In questo caso verrà qua al palco e la porrà. Comunque ci saranno degli
addetti ai lavori che raccoglieranno e faranno un filtro, una sintesi, una scelta di queste, delle domande che ci raggiungeranno. Bene. Nel position paper, nella relazione che ci è stata presentata, l'ingegner Mazzon ha citato 6 volte la parola disastro, 3 volte la parola collasso, più tutta una serie di termini e termini analoghi. Questo ci dà l'idea delle prospettive che abbiamo di fronte. Però io volevo partire da una affermazione che ha fatto: lucidità, lungimiranza, soldi e determinazione, ce la si può fare? Che è una domanda rivolta ai vari livelli, a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. A questa domanda ha accompagnato una riflessione che sintetizza in modo estremo. C'è un'assoluta consapevolezza dei rischi che il sistema globale corre agli alti livelli dell'economia, della politica e, per così dire, delle istituzioni internazionali. C'è al contrario una scarsa consapevolezza, addirittura un atteggiamento quasi negazionista o comunque di rimozione da parte di vasti settori dell'opinione pubblica. E anche questo rappresenta un grosso problema. A maggior ragione la domanda ce la si può fare è di stringente attualità. Chi vuole iniziare a ipotizzare una risposta a questa domanda ce la si può fare? Vuole iniziare lei, professor Carraro, che è stato anche citato più di una volta nel corso della relazione? Dovreste avere ciascuno per la parte destra e la parte sinistra un microfono a disposizione. Funziona? Sì, adesso sì. Grazie per l'ottimo rapporto che avete fatto la discussione e grazie per la 44 discussione online valga la pena, il rapporto che avete prodotto è davvero ben fatto. Aggiungo qualche elemento prima di affrontare il tema, questa domanda. Il primo è, mi sono occupato in questi ultimi mesi molto di cambiamento climatico perché appunto uno di quei rapporti che avete visto, che è stato illustrato nella presentazione di Marino Mazzone, l'ho coordinato io per conto del Ministero delle Infrastrutture e si occupa proprio degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia. Ma allo stesso tempo sono anche uno dei vicepresidenti dell'IPCC e quindi quel rapporto citato di agosto 2021 è il risultato appunto del nostro lavoro. E in questi giorni, correggo un attimo Marino, sta per essere approvato, in realtà siamo in sede di approvazione, abbiamo cominciato lunedì e finiremo domani, lunedì ci sarà la conferenza stampa, il prossimo che farà cominciare, sarà approvato il secondo volume del sesto rapporto dell'IPCC. Uscirà lunedì prossimo, a meno che i governi non riescano a trovare un accordo tra oggi e domani, ma le negoziazioni vanno avanti giorno e notte e immagino che per domani sera riusciremo ad avere quattro. Io qui sono in pausa, diciamo, ho saltato la sessione di approvazione per venire qua. E a fine marzo uscirà anche il terzo volume, sono quelle due linee guida di cui parlava Marino Mazzon prima, quindi non sarà entro il 22, uno entro questa settimana e l'altro entro la fine di marzo del 22. Quindi avremo tutti gli strumenti possibili perché il primo dava un'idea di quella che è l'evoluzione fisica del cambiamento climatico che è stata illustrata. Il secondo vi descrive gli impatti specifici in tutte le aree del mondo, quindi gli impatti settoriali dall'agricoltura ai trasporti, dall'energia alla manifattura, e il terzo invece è quello sulle soluzioni, quello di fine marzo è quelle soluzioni che descrive le politiche da adottare. Allora, della gravità del problema abbiamo sentito, del tema come affrontare il problema e quindi quali soluzioni adottare pure
Marino Mazzoni ci ha raccontato molte cose, lasciandoci però dei punti sospeso sul ce la faremo o non ce la faremo. Qui è appunto la domanda. La risposta è, e qui ci metto un po' di soggettività, probabilmente non ce la faremo a raggiungere una stabilizzazione della temperatura a 1,5 gradi, perché è tardi. L'IPCC lo dice chiaramente, al 2040 qualsiasi cosa facciamo comunque raggiungeremo 1,5 gradi, e solo se mettiamo in atto adesso politiche estremamente efficaci per rimanere a quel livello dopo il 2040 potremo riuscire appunto a rimanere sotto il 1,5 gradi, altrimenti inevitabilmente andremo a 1,8 gradi, 1,9 gradi, forse 2 gradi di incremento della temperatura. Ecco, purtroppo non le vedo queste azioni, non ci sono. I paesi fanno molta fatica ad adottarle, le soluzioni tecnologiche ci sono, c'è anche la convenienza economica ad adottare queste soluzioni, perché oggi produrre energia con le rinnovabili costa meno che con l'energia fossile, molto meno in alcuni paesi. In India, per esempio, il costo è circa 1/3 con l'energia rinnovabile rispetto alla fossile, in Italia è leggermente più basso con le rinnovabili rispetto alla fossile, quindi da un punto di vista economico non ha più senso investire in quella direzione. Eppure, per vari motivi, a volte anche contingenti, cioè schizzano in alto i prezzi dell'energia, c'è carenza di gas, e allora la prima risposta che viene in mente è andiamo a aumentare la produzione di gas, che è una stupidaggine colossale, in quanto non cambia di un epsilon il prezzo che le famiglie pagheranno, e unico beneficio che avrà, sposterà i benefici, diciamo, economici, piccoli per la verità, li sposterà da un fornitore straniero a un fornitore italiano. Viva l'Italia, qualcosina porteremo a casa, ma non cambia di un epsilon il prezzo che le famiglie dovranno pagare e quanto poi i contribuenti italiani dovranno pagare per calmierare e sostenere un'economia che ha di fronte dei prezzi del gas più elevati. Quindi purtroppo le risposte di breve, la contingenza, appunto, questa crisi, la crisi ucraina, c'è sempre qualcosa che sposta un po' in là la decisione di adottare, come diceva prima Marino Mazzoni, delle misure estremamente efficaci, determinate, di riduzione delle emissioni. Il target è quello, e il target ci viene da una legge europea, non è che ce lo siamo nemmeno dato noi, ovviamente assieme agli altri, però c'è una legge europea approvata l'anno scorso che dice che al 2030 dobbiamo ridurre le emissioni come Europa del 55% e dobbiamo arrivare a zero al 2050. Si chiama EU Climate Law ed è una legge recepita in Italia a cui dobbiamo inevitabilmente attenerci. E non stiamo facendo quello che serve per riuscirci. Per cui ce la faremo? Secondo me sì, perché la tecnologia sta facendo passi da gigante, perché le soluzioni tecnologiche verranno adottate perché sono più convenienti, non perché abbiamo una sensibilità ambientale o perché abbiamo capito che quelli sono i rischi, ma semplicemente perché stanno diventando generalmente più convenienti. Anche le auto elettriche, la difesa dell'industria italiana è una difesa di retroguardia, perché per quanto riguarda le auto, non sto parlando dei veicoli commerciali, per quanto riguarda le auto, ormai il mercato è tutto in quella direzione. E quindi prima ci adattiamo a questa tendenza di mercato che è determinata da costi, da ragioni economiche, non da ragioni ambientali, prima riusciamo a ottenere i benefici di questa transizione che oramai è inevitabile. E parlo appunto dei veicoli privati, poi tutto il resto richiede un ragionamento più profondo, non lo voglio affrontare qua, però c'è nel rapporto che vi è stato indicato prima, c'è tutto, e ne stiamo facendo adesso un altro, sempre per il governo italiano, che va nello specifico di ciascuna tecnologia, quindi affronta il problema delle auto, il problema dell'idrogeno, il problema del nucleare. Per ciascuna tecnologia stiamo esaminando i pro e i contro delle varie soluzioni e come si sta muovendo il mercato a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi la tecnologia ci sta aiutando a risolvere il problema, probabilmente non abbastanza in termini di velocità, quindi è un problema di tempi, di velocità con cui ci arriveremo. Anche il nucleare è utile, ma non arriveremo in tempo con la nuova generazione per fare meno 55 al 2030 o 0 al 2050. Ci serve un po' più di tempo, ci potrà essere molto utile dopo il 2050, se i costi scenderanno rapidamente come stanno scendendo rapidamente i costi di altre tecnologie, perché
costo del fotovoltaico, ad esempio, è sceso di 20 volte in 20 anni, la stessa cosa vale per il costo delle batterie o per il costo di illuminazione a LED, cioè c'è una velocità straordinaria di innovazione, la vediamo tutti i giorni nel digitale, ma c'è anche in campo energetico, e anzi le due cose sono strettamente connesse. E quindi ci arriveremo, ce la faremo, probabilmente appunto, ma qui è una mia valutazione, non al grado e mezzo, arriveremo forse a un po' di più, però ce la possiamo fare. Ce la faremo però per ragioni che non sono la consapevolezza del problema. Cito un altro cambiamento importantissimo che non è stato abbastanza percepito. La Banca Centrale Europea ha pubblicato a ottobre dell'anno scorso uno studio molto accurato sul cambiamento climatico, in cui c'è tra l'altro quel numero che citava Marino, il 10% del PIL sarà perso se non facciamo niente al 2050, all'anno, quindi un tracollo, e lo dice la Banca Centrale Europea, estremamente rilevante. Però reagisce e imporrà, adesso stanno facendo la valutazione, ma ha annunciato che imporrà a tutte le banche europee di rispettare dei nuovi requisiti di capitale, dotazione di capitale, a fronte del rischio climatico. Già adesso fanno gli stress test in cui attraverso una serie di indicatori dicono alle banche: voi dovete avere un certo ammontare di capitale messo da parte per affrontare una serie di rischi. Hanno aggiunto tra i rischi da affrontare anche il cambiamento climatico. Questo fa sì che tutte le banche che presteranno soldi, per esempio a aziende automobilistiche che producono con motori termici, piuttosto che aziende energetiche che producono con combustibili fossili, o aziende agricole che non fanno attenzione ai fertilizzanti che utilizzano. Quelle che prestano a questo tipo di aziende avranno una rischiosità maggiore e quindi dei requisiti di capitale più elevati. E questo per le banche avrà un costo enorme, perché i requisiti di capitale sono una delle barriere più importanti che in questi ultimi anni hanno anche penalizzato le banche italiane. E quindi si stanno tutti organizzando per evitare di incorrere in questi nuovi, non sono sanzioni, ma sono misure cautelative che la banca centrale impone alle banche. E quindi chi non percorre questa strada, le imprese che non percorrono questa strada, si troveranno in enormi difficoltà sul mercato del credito. Non sarà domani, sarà tra 2 anni che questa cosa diventa operativa, ma 2 anni niente, l'anno prossimo avranno definito i criteri e dopodiché si parte. Tutte queste cose cambiano il comportamento delle aziende e chi non le anticipa si troverà in grosse difficoltà. Quindi sta cambiando il mondo economico, sta cambiando in parte per consapevolezza, in parte perché appunto è un calcolo economico. Purtroppo non c'è ancora la consapevolezza sociale, ambientale di questo problema, c'è in modo molto limitato, come giustamente dicevi, ma per fortuna ci sono dei drivers economici molto forti che ci stanno spingendo in una direzione giusta. Grazie a Carlo Carraro per questa visione che ci ha dato. Da un Carraro all'altro, da Carlo a Enrico, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Io volevo capire qual era il punto di vista del sistema delle imprese venete, ma più in generale su questo percorso. Il professor Carraro adesso ci diceva che ci si sta muovendo perché c'è una convenienza economica prima ancora che una nuova sensibilità sociale ambientale. Però dal mondo delle imprese su questo percorso sono emerse anche alcune critiche, alcune riserve, sono state avanzate anche alcune richieste al governo e anche all'Europa. Qual è il suo punto di vista? Intanto buongiorno, ringrazio gli organizzatori per l'invito, purtroppo non posso essere lì con voi, ma sono anche sollevato di non essere venuto a Messe, perché dopo la preoccupante e preoccupante relazione dell'ingegner Mazzona ho scoperto che ho risparmiato 17 kg di CO2 nello spostamento da Padova a Venezia. Le imprese stanno affrontando questo momento con grande responsabilità. Non è vero
Oggi il problema ambientale non è in mano ad alcuni. Le imprese venete non solo per convenienza, sicuramente per convenienza, perché ha detto bene il professor Carraro, c'è un mercato che ci impone di seguire questi trend. Il mercato sta cambiando. C'è sempre più attenzione da parte degli investitori, non da oggi. Io personalmente mi ricordo un paio di anni fa, quando ero a Milano per collocare un bond, molti investitori nei punti di merito che davano alle aziende già si interessavano sulla carbon footprint e sulla compatibilità dell'azienda all'ambiente. Questo qui è abbastanza diffuso per ora per le aziende più grandi, sicuramente più strutturate, ma vedo che anche la nuova classe degli imprenditori, perché sta cambiando, non sono più quelle della volta, c'è anche da parte nostra una certa maturità, perché abbiamo figli, abbiamo nipoti, la consapevolezza di lasciare un mondo diverso che per giustificabilissimi motivi non avevano i nostri padri fondatori, oggi secondo me è abbastanza diffusa. Oggi stiamo gli obiettivi che ci siamo dati al 2030, che abbiamo fatto anche nostri, che abbiamo visto che sono molto difficili, molto complicati da raggiungere, ci stanno proprio in questo preciso momento per questioni contingenti, per questioni strutturali, e parlo dell'aumento delle bollette perché ha sollevato anche il tema il professor Carraro. Mi dispiace che il professor Carraro abbia definito stupida l'idea di ripensare al gas. Per fortuna non la considera stupida il governo, perché su questo qui ci sta lavorando. È vero che non avrebbe nessun significato nella bolletta delle famiglie, ma avrebbe un significato molto importante, perché si sta pensando di riferire queste nuove estrazioni di gas, e non stiamo parlando di nuove trivellazioni, ma soltanto di aprire gli stessi pozzi da dove magari la vicina Croazia attinge gas, per arrivare a un 2030. Noi dobbiamo riuscire a sopportare questi 10 anni, questi 10-15 anni, per arrivare ad una piena sostenibilità e operatività delle energie rinnovabili, che ormai tutti, anche nel nostro settore, consideriamo come unica via per non andare incontro a questo disastro. Oggi l'ho detto anche negli ultimi giorni, perché vi assicuro che da parte nostra oggi stiamo vivendo con estrema preoccupazione, perché ci sono aziende che hanno molta difficoltà nel proseguire. Quindi ci siamo con la coscienza che sono le rinnovabili, abbiamo bisogno di superare questo gap. Anch'io convengo che in questo momento parlare di un nucleare sarebbe un po' distrarre l'attenzione su tematiche che magari saranno e potranno essere di attualità tra 20 o 50 anni. Parlo delle nuove centrali, quelle che si definiscono 4.0. I mercati stanno andando verso questa direzione. Il mercato dell'automotive, noi ci siamo posti, forse anche con qualche presunzione, questa asticella del 2035
come ultima data per vendere motori endotermici. Forse abbiamo messo una asticella troppo alta, ovvero non abbiamo nel contempo posto in essere quegli aiuti che forse magari in parte potranno arrivare dal PNRR per rivedere, per riscrivere insieme il footprint che serve poi alla produzione di questo tipo di veicoli. Quindi grande attenzione, grande responsabilità dal mondo dell'impresa. In Veneto, tra l'altro, rappresento un settore dove anche con difficoltà, ma ci sono già moltissime aziende che stanno lavorando a questa partita. Soprattutto, e lo voglio ribadire, quando ci parliamo di compatibilità e di sostenibilità, che magari era nata qualche anno fa, qualche decennio fa, più come slogan, più come posso dire, come marketing, oggi vedo che da parte degli imprenditori, non tutti sicuramente, perché il mondo delle imprese è vasto ed eterogeneo, però c'è assolutamente la consapevolezza. Ci sono tante, soprattutto medie e piccole aziende, che si stanno impegnando, che stanno studiando. Il problema delle emissioni riguarda a 360 gradi l'impresa, perché riguarda il processo, riguarda i prodotti, quindi anche per il nostro territorio, che oggi così stiamo cercando di reinterpretare una successiva fase di crescita. Secondo me abbiamo tutta la consapevolezza, ma voglio dire anche tutta la forza e tutta l'intelligenza, secondo me, per portare avanti queste istanze. Questo. È finito? Io ho finito, poi sono stato breve, magari se c'è poi un ulteriore giro. Certo. Roberto, posso dare un numero che potrebbe essere utile a tutti? Chiarissimo, assolutamente. La situazione italiana è un po' diversa da quella mondiale che abbiamo visto prima. Il 55% delle emissioni in Italia viene dal settore energetico, la produzione di energia, il 25% dai trasporti e solo l'8% dall'industria, giusto per rispondere a questo. Quindi se dobbiamo cominciare da qualche parte, 55% energia, 25% trasporti, di questo 25 il 22 è su strada, quindi anche di aerei e marittimo sono solo il 3%. Quindi energia, trasporti su strada, è lì con cui facciamo l'80% delle nostre emissioni. Quindi prima di affrontare altri settori dobbiamo cominciare da questo. Chiarissimo. Professor Pivato, lei fa parte anche del lavoro sul cambiamento climatico del FOIV. Le chiedo se condivide, diciamo così, il relativo ottimismo che ha espresso prima il professor Carraro, e se sì, per quali ragioni? Prova, si sente? Sì. Affrontando il problema della questione climatica, emergono alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto, le emissioni di CO2 interessano quasi tutte le nostre attività, direttamente o indirettamente. Cioè noi ci alziamo la mattina, iniziamo già a respirare, questa già emettiamo, facciamo la colazione, già la scelta della dieta ha un effetto indiretto su quello che può essere l'emissione delle CO2. Prendiamo la macchina, buttiamo via i nostri rifiuti, la gestione dei rifiuti. Quindi tutte le azioni umane possono determinare, come dicevo appunto prima, direttamente o indirettamente emissioni. E questo ha una rilevanza molto importante, perché se noi facciamo riferimento a un caso globale di inquinamento che 15-20 anni fa era all'attenzione di tutti, e faccio riferimento al buco dell'ozono. 15-20 anni fa era uno degli argomenti hot, come si suol dire, ma lì in quel caso
In quel caso la causa era ben identificata e rappresentava più del 90% delle emissioni che erano dovute a una specifica sostanza chimica, i clorofluorocarburi. Quindi in quel caso era stato risolto il problema. Qui invece, parlando di cambiamenti climatici, quindi dovuti alle emissioni di CO2, è molto difficile andare a identificare la causa proprio perché interessa moltissimi settori. E peraltro a livello mondiale sono molto ripartiti, non c'è una causa prevalente che rappresenta il 90% delle emissioni, quindi si riesce a intervenire in quel settore specifico e risolvere il problema. E quindi c'è bisogno di una gerarchia delle azioni e non è semplicissima, tenendo conto una cut-off che è stata presentata prima appunto da Marino di questi 50 gigaton, 50 miliardi di tonnellate di CO2 emesse l'anno. Quindi qualsiasi azione che rappresenta pochi punti percentuali su questa possibile riduzione non ha senso da intraprendere. E poi bisogna considerare che ci sono azioni, soprattutto legate alle tecnologie, che non vanno a influenzare gli stili di vita dell'uomo, mentre ci sono altre azioni che vanno a modificare lo stile dell'uomo. Prendo un esempio, la dieta. Sappiamo benissimo che mangiare carne bovina rappresenta in termini emissivi un grandissimo contributo. Stiamo lavorando adesso con l'Università di Milano, con il GRC, proprio su uno studio sulle emissioni dell'agroforestale. Ed emerge che per ridurre 1000 kg di CO2 basterebbe eliminare dai 3 ai 10 kg di carne. Quindi una carne puoi mettere al massimo un chilogrammo di carne sui 300 kg di CO2. Quindi 1000 kg di CO2 ridotte equivalgono all'eliminazione nella nostra dieta di 3-4 kg. Per far capire l'importanza di questo dato, se noi prendiamo il trasporto urbano, per avere un'equivalente riduzione dovremmo non utilizzare la macchina per 15-20.000 km. Questi sono dati molto semplici da fare tenendo conto dei fattori emissivi che ormai sono stati studiati moltissimo. E per dare un altro esempio, prendo un'unità di misura molto utilizzata dagli ingegneri, il metro cubo di cemento. Per avere una riduzione sempre di 1000 kg di CO2, ho preso 1000 perché è un dato facilmente intuibile e pratico, bisognerebbe eliminare la produzione di 1400 kg di cemento. Quindi abbiamo, per avere esattamente la stessa riduzione, abbiamo da una parte dai 7 ai 10 kg di carne, dall'altra i 1400 più o meno chilogrammi di cemento. Questo dà un'idea di quanto sia importante avere un'adeguata politica delle priorità. È stato l'anno scorso pubblicato da Bill Gates un libro molto famoso sui cambiamenti climatici che ha dato un'enorme importanza alla tecnologia. Lui è assolutamente fiducioso nella tecnologia per risolvere i problemi di cambiamenti climatici, soprattutto quella tecnologia che non andrebbe a modificare lo stile di vita normale di un uomo. Diciamo che alcuni commentatori hanno un po' obiettato su questa sua visione un po' ottimistica e hanno fatto anche il paragone prendendo alcuni film della fantascienza in cui dicevano che Bill Gates ha una visione alla Star Trek, la famosa serie film televisivi in cui grazie alla tecnologia riuscivano a far tutti. Ecco, alcuni commentatori hanno detto che probabilmente la situazione è un po' più fosca, un po' più alla Blade Runner. Cioè c'è bisogno sì di un aumento della tecnologia, però penso che oggigiorno c'è essenzialmente anche bisogno di
una modifica degli stili di vita, che hanno dimostrato che possono portare una forte riduzione alle emissioni di CO2. Quindi, ritornando alla sua domanda, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, ma la mia umile, opinione è che la tecnologia non sia la sola strada e bisogna incidere moltissimo sulla modifica degli stili di vita. E su questo ultimo aspetto mi sembra onestamente di vedere poca attenzione, molto poca attenzione. Grazie al professor Pivato per questa sua visuale abbastanza particolare. Dopodiché sui paralleli cinematografici potremmo molto dilungarci. Già nella sua relazione l'ingegner Mazzone aveva fatto qualche riferimento con una foto emblematica tratta in quel caso invece da un film italiano. Senatore Ferrazzi, gli argomenti sul tavolo sono già, anzi sul palco sono già molti. È inevitabile che io le trasferisca innanzitutto una delle domande con cui il position paper si concludeva, cioè l'Italia sta dando la necessaria priorità all'emergenza climatica e anche come, glielo dico come ovviamente come senatore della Repubblica, ma anche come rappresentante italiano dell'incontro di Glasgow, i cui esiti li conosciamo tutti. E l'altra domanda che le faccio proprio per il ruolo che lei ha è come riduciamo questo gap di consapevolezza tra classi dirigenti e opinione pubblica su questi temi, che è un tema trasversale molto evidente e che lo stesso intervento adesso del professore ci ha richiamato, nel senso che ci sono anche singoli comportamenti che senza modificare radicalmente i comportamenti dei singoli andrebbero nella giusta direzione. Certamente poi i numeri che ci ricordava prima Carlo Carraro ci dicono anche che ci sono interventi hard su livelli più alti che sono assolutamente prioritari. Prego. L'Italia è all'interno di un sistema, diciamo, complessivo. Il tema che è stato posto oggi, e giustamente lo diceva il generale Mazzone, è di carattere sistemico e dunque solamente le risposte di sistema sono in grado di incidere. E quindi è assolutamente corretto che l'Italia sia stato un partner europeo che ha spinto per politiche integrate a livello europeo, perché quello è il livello minimo per contribuire in maniera efficace all'interno delle decisioni di cui stiamo parlando. È del tutto evidente che ogni singola nazione è del tutto impotente, come è del tutto evidente che soprattutto una nazione relativamente piccola come l'Italia, già diverso per esempio per la Cina. E è del tutto evidente, tra l'altro, che l'atmosfera non ha, i mari, gli oceani non hanno confini. E quindi da questo punto di vista ogni politica integrata, ogni politica, diciamo, che ha una visione di sistema e che si rapporta a livello sistemico, anche a livello istituzionale, è l'unica in grado di essere efficace. Cioè, quello che dico spesso anche in Parlamento nelle discussioni, è i patriotti sono coloro che hanno una visione di sistema. Non coloro che chiudono i confini all'interno, l'Italia all'interno dei confini, perché è evidente che questo porterebbe invece per l'eterogenesi dei fini ad andare contro gli interessi degli italiani, anche dal punto di vista delle politiche energetiche. La mia sensazione è che sta crescendo la consapevolezza in ordine, diciamo, agli attori politici istituzionali in senso proprio. E ho presentato la mozione di cui faceva accenno l'ingegner Mazzone prima, che ha definito l'inizio del percorso del Senato, che poi ha portato alla riforma già attuata della Costituzione, di cui adesso dirò due parole, e quella che ha definito appunto, ha stabilito lo stato di emergenza ambientale e climatico per il nostro Paese. Io lo presentai già nel 2019 e fu bocciata. L'ho presentata nel 2021 e è stata votata favorevolmente, e su 21 punti
17 all'unanimità da tutto il Senato. E questo, devo dire, è nato anche perché c'è una pressione da parte dell'opinione pubblica. Cioè, Greta Thunberg non l'abbiamo accolta anche al Senato, c'era anche tra l'altro Carraro. Ma a me di Greta Thunberg interessa o non interessa? Mi interessa come elemento amplificatore di ciò che va a comunicare. No, è come c'è questo dibattito sul fatto della Gretina, della Greta, eccetera. No, racconta, è riuscita a catalizzare ciò che nell'opinione pubblica giovanile è potentissimo. Io lo vedevo già dai miei figli quando erano piccoli, quando erano bambini, perché hanno percepito che il mondo è nelle loro mani e che il mondo è una risorsa finita. La modifica della Costituzione che abbiamo, io ho avuto l'onore di essere nel comitato ristretto di 7 all'interno della Commissione Affari Costituzionali che ha scritto il testo della riforma, sia nell'articolo 9 che nell'articolo 41. Quella non è che i nostri padri, e naturalmente c'erano i sacerdoti anche giustamente della Costituzione che vedevano un po' con sospetto il fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica si toccasse uno dei primi 12 principi, quelli che costituiscono i principi fondamentali della Costituzione. E dopodiché l'abbiamo rassicurati dicendo che non si toccava nulla dell'esistente, si integrava l'assenza, si superava un gap storico. Ma questo gap non era dovuto al fatto che i nostri padri costituenti non fossero persone all'altezza, ma semplicemente per i dati che sono stati spiegati prima. Non c'era questa emergenza, o meno, o meglio, c'era in alcune realtà, c'era in alcune grandi città, ma non a livello appunto di sistema. Guardi, quella riforma costituzionale è importantissima. È importantissima per quello che dice: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, e poi aggiunge nell'interesse delle future generazioni. Cioè abbiamo aggiunto il concetto di solidarietà intergenerazionale, oltre a quello intragenerazionale che era già assunto in maniera potente dalla Costituzione. Una declinazione potente di questo è che noi l'abbiamo inserito, il concetto della tutela dell'ambiente, nell'articolo 9, dove c'è già nel capitolo originario la tutela del paesaggio. Questo avrà delle ricadute potentissime, per esempio, dal punto di vista dell'iter autorizzativo per le rinnovabili. Se tu devi mettere delle pale eoliche, il fatto che è inserito a livello costituzionale che il diritto della tutela del paesaggio è bilanciato, come dicono i costituzionalisti, dal diritto dell'ambiente e della difesa della biodiversità, questo significa che dal punto di vista anche dei ricorsi amministrativi e della possibilità dell'accelerazione assolutamente necessaria, perché dobbiamo metterci d'accordo con noi, se vogliamo la transizione dobbiamo creare le infrastrutture della transizione, quindi pale eoliche, solari, anche offshore e via dicendo. Bene, questo creerà delle condizioni di accelerazione poderosa e portentosa. Allora, questo per dire che c'è tutto un lavoro in corso. La transizione, io lo vedo anche nel mondo dell'economia, delle finanze, abbiamo incontrato moltissimi operatori finanziari anche a Glasgow, ma sono avanti anni luce su questo. Cioè, hanno capito, non so, la Banca Generali, per stare nel nostro piccolo, ma neanche piccolo, una delle banche che sta crescendo di più a livello nazionale, quando anche gli investitori private, cioè da 1 milione di portafogli in su, quelli privati più ricchi, gli fa una cosa semplice, si presenta con i 17 obiettivi dell'ONU e gli dice: che mix di investimento vuoi? Cosa vuoi? Che valorizziamo la diminuzione dell'impatto di questo tipo, privilegiamo la modifica delle infrastrutture, risorse verdi, eccetera, eccetera? Perché ormai è economicamente conveniente e necessario. E tra l'altro, quando parliamo dei costi della transizione, dobbiamo parlare anche dei costi della non transizione. Vaia non l'abbiamo mai vista. Quando un veneziano si alza la mattina a Venezia, ha un differenziale tra acqua e terra come altezza che varia, a seconda degli studi, dai 26 ai 50 centimetri, che è combinato rispetto a 100 anni fa, che è il combinato disposto tra la subsidenza e l'innalzamento dei livelli del mare. Se poi ci aggiungi il fatto che appunto c'è una tropicalizzazione degli effetti atmosferici e meteorologici nel Mediterraneo e l'Adriatico è un cul-de-sac perché si blocca tutto lì,
è chiaro che tu crei tutte le condizioni per una devastazione permanente. E il fatto che c'è un aumento delle altezze e dell'intensità delle acque alte è un fatto ormai purtroppo col quale dobbiamo strutturalmente fare i conti. Allora, ci sono tutte le necessità e le opportunità per fare. 2 passaggi finali. Primo, non sarà facile. La transizione è tanto necessaria quanto complicata. Ma di questo dobbiamo avere consapevolezza. E la transizione ci sarà quando ci saranno le 3 gambe che fanno stare insieme il tavolo, altrimenti il tavolo cade. Ci vuole la transizione ambientale, la sostenibilità ambientale, ma serve anche quella economica e serve anche quella sociale. Cioè, i gilet gialli in Parigi, in Francia in generale, non è che sono scoppiati per politiche antitransizione, il contrario, era per la soppressione di quelli che noi chiamiamo i SAD, cioè dei sussidi ambientalmente dannosi che sono stati anche citati prima, no? Perché il tema è: ma chi li paga? Chi paga questa transizione? Allora lì bisogna creare un sistema davvero di consapevolezza che la questione è difficile, ma va affrontata radicalmente. E aggiungo un'ultima nota. Dobbiamo anche ragionare sul concetto di neutralità tecnologica. Perché io credo che la tecnologia non sia di per sé, come dire, esaustiva di tutto quello che avviene, ma credo che c'è la risposta da sola di tutto quello che avviene. Però è certamente un elemento importante. Qualche mese fa è stato individuato un sistema, per esempio, per la captazione della CO2 direttamente dall'atmosfera e per la trasformazione in carbonato di calcio. Quello è un sistema da portare avanti. Ci sono sistemi da portare avanti a livello trasversale. Io sono per l'elettrico, elettrizziamo tutto quello che è possibile. Naturalmente poi dipende, perché se poi l'elettricità la produci bruciando carbone o petrolio è un problema serio. Quindi devi avere tutto il filone della produzione di un certo tipo, all'interno però di un processo integrato che deve avere un senso e una sua sostenibilità. Grazie alla senatore Ferrazzi anche per aver ricordato e spiegato l'importanza di questa modifica introdotta recentemente nella nostra Costituzione. Ferrazzi, nel rispondere alla domanda che gli avevo posto, ha ricordato una cosa che ovvia ma che è giusto sottolineare, cioè le risposte che devono essere date ai problemi di cui stiamo parlando sono risposte di sistema che non possono, lasciamo perdere il caso della Cina naturalmente che avrebbe un peso, ma essere considerate risposte nazionali, devono essere risposte appunto di sistema con un coinvolgimento di realtà territoriali e istituzionali molto più ampie. Però anche i livelli territoriali locali hanno e possono avere un ruolo. L'ingegnere Mazzon prima ci ricordava le iniziative che in questo senso sta prendendo la regione Veneto, ma sono state ricordate anche gli impatti che il cambiamento climatico ha avuto e sta avendo sul nostro territorio, vai all'Acqua Alta e Acqua Grande, insomma tutti i problemi che conosciamo bene. Ecco, qual è la partita che sta giocando su questo la regione Veneto? State facendo abbastanza o forse servirebbe anche su questo piano un impulso? A lei, Marchesi. Grazie. Innanzitutto ringrazio per l'invito, che peraltro non è stato il primo e certamente non sarà l'ultimo, per cui la Regione del Veneto ha collaborato, collabora e collaborerà con i corpi intermedi, con le associazioni, con gli organismi professionali, con il mondo dell'accademia, c'è il privato, c'è la collega Bagnoli, insomma, persone con cui lavoriamo. Su questo come su altri temi. Porto anche i saluti dell'assessore Giancarlo Bottacin, che avrebbe voluto essere con noi oggi, ma c'è giunta. E il saluto al Presidente Zaia, è stato detto in apertura. L'assessore Bottacin è assessore al clima. Clima che è un tema peraltro
trasversale, come abbiamo visto e ascoltato a più riprese questa mattina e come è a tutti credo abbastanza noto, perché legge trasversalmente tutte le politiche di un governo. E quindi la centralità delle politiche ambientali e climatiche, che è certamente una priorità dei governi di tutto il mondo, compreso il governo regionale del Veneto, è una centralità che va declinata in tutte le politiche che un governo deve affrontare. Allora, qual è il ruolo delle regioni in questo sistema di risposte? Diciamo che i due blocchi logici di interventi di politiche che bisogna avere in mente quando si parla di clima sono quelle della mitigazione e quelle dell'adattamento. Se quelle delle mitigazioni sono prevalentemente un tema dei governi nazionali e un tema di governo internazionale, non solo, perché poi è un tema del singolo, come qualcuno ha ricordato, anche privato poco fa, no? Le azioni del singolo hanno un impatto diretto ed è la somma dei comportamenti individuali che genera i comportamenti collettivi. E quindi anche gli enti locali, quindi anche le regioni hanno un ruolo nella mitigazione. È più il tema dell'adattamento, quello che è invece molto importante da gestire il governo locale. E per venire un po' anche alla modalità con cui si è sviluppato finora il nostro dibattito, no? Ottimisti o pessimisti, si è fatto abbastanza, si deve fare di più. Ecco, la relazione dell'ingegnere Mazzon, molto bella, come molto bello il documento, che ho apprezzato molto, e anzi io penso che ce ne dovrebbero essere di più, insomma, di posizioni anche pubbliche, di soggetti importanti come sono gli ordini professionali e la loro federazione. È una relazione che aveva, credo sia stato detto anche da lei, dal nostro moderatore in apertura, anche un po' lo scopo di spaventare. E dopodiché l'urgenza certamente c'è, il rischio di collasso certamente c'è, ma chi affronta i problemi deve utilizzare razionalità, lungimiranza sì, ma razionalità, equilibrio e non cedere al catastrofismo. Quindi il richiamo alla complessità che ha fatto anche poco fa il senatore Ferrazzi è secondo me un elemento cruciale. È uscito questo tema, no? Anche il professor Carraro in apertura. C'è un tema di contemperare necessità che la società esprime. Qualche giorno fa ascoltavo un'interessante ricerca sulla cosiddetta povertà energetica, cioè quella soglia di popolazione che non arriva o che è disponibile a sacrificare la quota di reddito che serve per l'energia, quindi per il riscaldamento, quindi per la luce, per l'elettrodomestico. E come questa quota di società a rischio di trovarsi sotto la soglia di povertà energetica potrebbe incrementarsi in maniera drammatica di fronte ai costi della transizione energetica. E questo lo dico perché il decisore politico ha di fronte questa necessità di contemperare elementi, le tre gambe di cui parlava anche poco fa lei. E quindi anche il tema ottimisti pessimisti va visto in questa ottica. La Regione Veneto ha fatto abbastanza, non ha fatto abbastanza? Il sistema produttivo socio-economico veneto ha fatto abbastanza, non ha fatto abbastanza? Il presidente Enrico Carraro, quello che ci ha detto, allora, io penso che certamente c'è una consapevolezza del sistema socio-economico crescente, molto mossa dalle nuove generazioni, c'è una consapevolezza del sistema istituzionale e la Regione del Veneto ha ottenuto risultati interessanti, che è bene ricordare come punto di partenza, senza lasciarsi, come dire, fuorviare dal fatto che non c'è un documento che si chiama Piano per il Clima. Perché non è che poi avere il documento che si chiama Piano per il Clima di per sé genera cose. Ci sono altre regioni che hanno documenti che si chiamano Piano per il Clima, Strategia per il Clima, e non hanno poi alla fine generato molto di più di quello che è accaduto in questa regione. No, cosa è accaduto in questa regione? È accaduto, per esempio, dal punto di vista dell'adattamento e della resilienza territoriale, che eventi meteo estremi molto importanti e più ravvicinati di quanto accadeva in passato, confrontabili ad esempio all'alluvione del 66, come intensità dell'evento meteo, non hanno generato gli stessi effetti disastrosi sul territorio. Nonostante il territorio sia molto più abitato, più antropizzato, più cementificato,
perché è stato capace comunque questo sistema istituzionale socio-economico di generare anche delle politiche di incremento della resilienza territoriale. Baia, ma non solo, gli eventi di questi ultimi anni, tanto più ravvicinati, come mostrava anche qualche slide proiettata da Mazzoni. Questo è un dato. Non ci sono stati morti, almeno per Baia, non ci sono stati i danni che potevano esserci. Vuol dire che è sufficiente? Certo che no, ma vuol dire che qualcosa è stato fatto. Così come, questo ad esempio, qui parlavo dell'adattamento, no? Se invece parliamo di mitigazione, allora questi obiettivi così ambiziosi, così difficili, che ci possono portare come pianeta in quella situazione di non linearità che ha ben descritto in una delle slide di Mazzoni, no? Ecco, non è che sono così cattivamente perseguiti in maniera uniforme. Anche questo va ricordato, no? La situazione del Veneto e della pianura padana e del Mediterraneo è, come penso sia noto a tutti, dal punto di vista climatico un hotspot in negativo. È una delle zone dove il cambiamento climatico si vede di più. Però come emissioni il Veneto non è una delle situazioni meno virtuose del mondo occidentale, al contrario. C'è un recente rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che ha certificato come alcuni obiettivi di riduzione dei gas climalteranti l'economia veneta li abbia raggiunti in anticipo rispetto ad altri sistemi produttivi. Quindi consapevolezza della complessità, luci e ombre, necessità di tenere insieme cose diverse. Allora, io non so se lei ha intenzione di fare un altro giro e se sto parlando troppo eventualmente lei mi interrompe naturalmente, no? Ma allora, se penso a una delle citazioni che ho sentito di più negli ultimi tempi da Giorgi ad altri commentatori, cioè evitare l'ingestibile, gestire l'inevitabile, il tema dell'adattamento sta in questa seconda parte, no? Gestire l'inevitabile, dando per acclarato che alcuni effetti ci sono già stati, altri ci saranno. Cosa fa e cosa farà la Regione? Ecco, prima ho detto, in questa legislatura c'è un ulteriore innalzamento del livello di attenzione sulla tematica, in questa legislatura regionale. C'è una delega espressa al clima, è stata affidata a uno degli assessori. C'è una struttura che prima non c'era, una direzione che si chiama... C'era la direzione, si chiamava Direzione Ambiente, adesso si chiama Ambiente e Transizione Ecologica. C'è una struttura deputata allo studio e all'affronto del tema del cambiamento climatico. C'è una modalità di lavoro molto integrata con le strutture che si occupano di energia, che nella nostra organizzazione regionale sono, diciamo, distinte e parallele da quelle che si occupano in senso proprio di ambiente. E quindi anche rispetto alle tre cose che mi pare di aver appuntato della slide conclusiva della presentazione di Mazzoni, quello che ci si attende dalla Regione, che sarebbero una strategia, l'analisi degli impatti e poi un piano sulla costa, no? Allora, comincerei dal secondo. Quello che stiamo costruendo attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il sistema universitario e gli altri soggetti che dispongono dei dati e delle informazioni è l'analisi degli effetti a scala locale del cambiamento climatico, che sono evidentemente diversi di territorio in territorio. Si parlava di Venezia, che è un problema che abbiamo solo qui, ma l'innalzamento invece del livello del mare riguarda tutto il mondo, quindi come interferisce sulle coste. Qual è il tipo di effetti che a scala locale si rivedono e si riscontrano a seconda delle aree più o meno urbanizzate, più o meno cementificate, i centri urbani che sono evidentemente diversi dalle campagne. Su questo Regione Veneto ha come obiettivo del documento di economia e finanza regionale, peraltro recentemente visto e discusso e integrato anche in Consiglio regionale, un chiaro obiettivo di costruire nel breve una lettura integrata delle pianificazioni di settore e delle azioni, che diano anche evidenza e anche formale, tornando al tema c'è o non c'è il documento, alle politiche che ci sono, e quindi costruire una vera e propria strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione.
e poi anche lavorare su focus specifici come è il tema da voi iniziato del piano sulla costa oppure sulla montagna. Grazie a Luca Marchesi. Abbiamo affrontato molti aspetti, molte sfaccettature del percorso dell'emergenza climatica e del percorso verso il cambiamento climatico. Io, concludendo questo primo giro, anche se poi per il secondo giro abbiamo tempi stretti, volevo porre una domanda all'ingegnere Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma è un quesito su cui poi mi piacerebbe che qualcun altro anche provasse a dare una sua risposta. In che misura noi riusciamo a gestire questo cambiamento climatico senza incidere sulla vita delle persone, con quali costi riusciamo a gestire? Noi in questo momento stiamo vivendo, per esempio, il tema del caro gas, che ha avuto una genesi anche dal punto di vista mediatico e del messaggio politico abbastanza singolare. Si è iniziato a dire, sì, no, è una cosa seria, ma non preoccupatevi tanto perché durerà 3-4 mesi. Dopo 2 o 3 mesi si è capito che non stavamo parlando di un fattore contingente, ma di un tema che verosimilmente ci porteremo dietro per per un lungo tempo. Anzi, probabilmente i prezzi di oggi saranno i prezzi del prossimo futuro. E abbiamo capito che dietro questo c'è un problema un po' più complesso, che non è semplicemente un problema geopolitico determinato dalle situazioni che ben conosciamo. Anzi, probabilmente questo è uno dei primi shock economici dettati dalle modifiche che prima ci sono state raccontate. Ecco, com'è possibile fare questo? O meglio, è possibile? Ovviamente la risposta è che non è possibile. L'abbiamo visto anche in occasione di shock energetici di tanti anni fa. Qualcuno si ricorda quelli dopo la guerra del Kippur, il costo della benzina che era schizzato, i provvedimenti delle domeniche a piedi, insomma i blocchi dei consumi e così via. Tutte cose che ci siamo messi poi dopo dietro le spalle pensando che poteva essere solo un problema economico, perché le risorse ci sarebbero sempre state, c'era solo da superare il momento contingente. La difficoltà di oggi è che il momento contingente sappiamo che può solo peggiorare, cioè oggi quelle carenze che abbiamo e che vediamo per effetto poi dei cambiamenti climatici si aggiungerà ad altre problematiche che man mano andremo a vedere anche sull'uso del territorio, sulle problematiche riguardano il consumo del suolo, sui costi che saranno sempre di più forti proprio perché non riusciamo a fare i cambiamenti nei tempi rapidi che ci illudevamo che la tecnologia potesse garantirci. Cioè il problema anche della tecnologia che oggi non riuscirà, e ce ne siamo accorti, a seguire, per quanto vogliamo accelerare i processi di passaggio all'elettrico, ma non riuscirà a compensare le problematiche energetiche che ci sono e che diciamo diventano via via sempre più pressanti, sempre più delicate, sempre più invasive. Allora una delle cose importanti che dobbiamo cominciare a pensare è che in fondo questa crisi è così forte, così grave, così diciamo percepibile anche nel futuro, che forse riuscirà a farci cambiare mentalità, atteggiamenti, procedure, meccanismi. Questo paese sta finalmente semplificando le proprie procedure burocratiche perché non può più permettersi di ritardare qualunque iniziativa che tende a consentire appunto risparmi energetici, produzione di energia in modo sostenibile e soprattutto riciclabile. Ora, questo diciamo è l'aspetto negativo e pessimistico della vicenda. Poi c'è un aspetto positivo che
che è quello che per la prima volta, forse in maniera molto forte, si incrociano e vanno nella stessa direzione problematiche etiche e problematiche di sostenibilità e problematiche energetiche. Perché è evidente che tutto questo non riguarda solamente le risposte che si possono dare con tecnologie nuove, con meccanismi nuovi, con scoperte nuove di giacimenti o nemmeno col nucleare, che non arriverebbe mai a risolvere questo problema, ma con gli aspetti etici che riguardano la nostra vita, le nostre abitudini, il nostro modo di comportarci. E dopo, appunto, ritornando alla crisi energetica degli anni 70, qualcuno si ricorderà, insomma, appunto, le domeniche a piedi, e riuscimmo dalla sera alla mattina a non prendere più la macchina. Oggi è anche pensabile che probabilmente una delle prime risposte da fare è quella di limitare i consumi del gas, per esempio, facendo un po' di sacrificio a stare un po' più al freddo, insomma, oppure un po' più al caldo d'estate. Questo aspetto etico che non è stato ancora affrontato nei termini, diciamo così, forti da parte della politica, un altro aspetto che riguarda le abitudini, il modo di vivere, la formazione professionale dei professionisti, delle persone, ma anche dei giovani della scuola dell'obbligo. Principi di sostenibilità sono quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola dall'inizio. C'è qualche cosa che è cambiato negli ultimi anni, però devo dire che forse è uno dei principali argomenti da trattare, che riguarda non solo l'aspetto energetico, ma anche l'aspetto del consumo dell'acqua, l'abitudine a chiudere un rubinetto. Anche questo è qualcosa che non ci siamo quasi mai posti, se non nelle zone dove la crisi idrica è così forte, per cui una risposta fondamentale e la prima che possiamo fare è quello di ridurre i consumi. La cosa banale di andare in 4 in un'automobile e non andarci da soli si vorrebbe dividere per 4 il consumo degli spostamenti nell'ambito di cittadino oppure tra città, ed è un tema sul quale bisogna cominciare a pensare come renderlo strutturale, operativo. Deve diventare un sistema di comportamento sul quale probabilmente la politica deve cominciare a puntare, senza rincorrere spesso appunto le esigenze di gruppi, di categorie e anche a volte di corporazioni che ancora ci sono in questo paese, come ci sono dappertutto. Noi poi pensiamo sempre di essere il peggio del peggio in Europa, ma non è così. Insomma, lo vediamo da professionisti. In altri paesi ci sono professioni come le nostre ben più tutelate, ben più garantite e ben più forti di come oggi vengono trattate nel nostro paese. Basta dire che i professionisti italiani sono quelli che hanno più carichi e obblighi imposti da legge e da normative, a partire soprattutto dalla riforma del 2011, che non hanno eguali al mondo, eppure abbiamo accettato che questi comportamenti stanno creando, questi obblighi meglio, una classe professionale sempre più consapevole, sempre più disponibile a farsi carico delle esigenze collettive. Devo dire che quando, adesso questo è una cosa che mi sono ricordato, che quando sono diventato Presidente del Consiglio nazionale, era a novembre del 2011, in eredità dal mio precedente Consiglio nazionale, devo dire, una cosa buona me l'avevano lasciata, insomma, la carta ecoetica degli ingegneri. Scoprì che era stata approvata qualche settimana prima, insomma, in occasione delle elezioni. E questa carta già prefigurava un modo di svolgimento della professione che si basasse principalmente sui canoni, sui principi della sostenibilità. Quella carta poi alla fine abbiamo cercato di portarla avanti, tra l'altro era la prima e forse l'unica in Europa in quel momento, e non credo che ce ne siano state altre, ma non erano maturi i tempi perché quella carta potesse produrre degli effetti. Di fatto nel tempo, e forse senza nemmeno ricorrere a una carta e quindi a un documento programmatico, alla fine le professioni tecniche si sono adattate e hanno reso, diciamo, la loro preparazione sempre più rivolta agli aspetti di sostenibilità, che è il tema fondamentale della nostra formazione oggi. Cioè
mentre prima il tema più importante erano le strutture, i progetti di strutture, qualcuno se lo ricorderà, oggi è quasi residuale come formazione professionale, perché oggi gli aspetti più importanti sono quelli che riguardano proprio l'energia. Allora questo incrocio tra aspetti etici e aspetti energetici forse sono quelli che potrebbero consentirci di accelerare i tempi nel ridurre questa presenza di CO2 nell'atmosfera, di ridurre le ulteriori emissioni. Nel frattempo ovviamente la tecnologia deve fare la sua parte, nel frattempo bisogna cominciare a pensare che ci sono tanti modi per risolvere questo, dall'utilizzo dei borghi del nostro paese. Devo dire che il piano borghi può essere una soluzione purché si intervenga anche a mettere a posto le case, per esempio, altrimenti metteremo a posto le strade, faremo anche la banda larga e nessuno ci andrà, insomma, che è un aspetto importante. Così come è fondamentale che l'alta velocità, che diciamo è stata una delle scelte dell'Europa, di puntare tutto sul ferroviario, sulla strada ferrata, cosa giustissima, però anche qui dobbiamo stare attenti che questo non confligga poi paradossalmente con la scelta di ripopolare i borghi, consentendo poi anche lo smart working, ma in ogni caso limitando per quelli l'accessibilità, diciamo, e la percorribilità verso altre situazioni, altre mete, altre città. Ecco, tutto questo deve avere una sua come dire, capacità da parte della politica di essere visti in modo unitario. Ovviamente è stato detto più volte che il tema non è risolvibile da un paese. Qui, insomma, come diceva Che Guevara nel manuale di guerriglia, l'ultimo guerrigliero, il più lento, costringe a rallentare a tutta la squadra. E quindi in questo senso dobbiamo tutti cercare di accelerare questo processo e soprattutto stare attenti a questo rischio, e lo leggevo nel documento della FOIV, che un cinese oggi consuma la metà di un italiano, insomma. E il problema etico che si pone, ma è giusto che continui a consumare meno e che l'italiano continui a consumare il doppio? Non è, dov'è il punto di equilibrio che tenga conto della sostenibilità nella logica poi dell'accettazione anche di una riduzione della qualità della vita che è impostata appunto nei paesi occidentali soprattutto su un consumo, diciamo, senza controllo, almeno fino a qualche tempo fa, delle risorse messe a disposizione probabilmente anche e soprattutto dai paesi che oggi chiamiamo emergenti e che forse non riusciranno ad emergere. Ecco, questo è un altro dei temi in cui gli aspetti etici diventano fondamentali nel trovare un equilibrio tra popoli e governi. Grazie. Grazie all'ingegnere Zambrano. Riflettevo sul fatto che se nel 2022 in un convegno di ingegneri si cita 2 volte Che Guevara, forse sta succedendo davvero qualcosa, ma insomma, a parte la battuta. Carlo Carraro, il tema è quello che ponevo, cioè il costo sociale, oltre che economico di questa transizione, come lo gestiamo? Credo che oggi ci sia il terzo o quarto, forse, anzi sicuramente Ferrazzi sarebbe più preciso di me, è Consiglio dei Ministri sul tema del caro gas e dell'intervento sulle bollette. È evidente che sono interventi necessari, ma è altrettanto evidente anche per la loro entità che non sono interventi che possono essere costanti nel tempo. Quindi è un tema che improvvisamente, o forse non così tanto improvvisamente, però sta diventando di estrema attualità. Come lo gestiamo? È un tema effettivamente fondamentale, non solo per il governo italiano, ma anche per quello europeo. Venerdì e sabato prossimi ci sarà un consiglio europeo, un consiglio informale, dedicato proprio a questo argomento, e tra l'altro ho anche l'onore di andare lì a raccontare delle possibili soluzioni che come gruppo di lavoro, siamo 8 persone che hanno lavorato per la Commissione europea per tentare di fornire delle soluzioni a questo problema.
Tuttavia, credo che la prima cosa che va sempre tenuta a mente quando si parla dei costi della transizione è quella che diceva Andrea Ferrazzi prima. Ci sono anche i costi della non transizione. E i costi della non transizione sono, ormai tutti lo dicono, dalla Banca Centrale Europea alla Banca Mondiale, dai grandi finanziatori ai industriali che si radunano a Davos, tutti lo dicono, i costi della non transizione sono più grandi. E quindi non abbiamo alternative, cioè non è che il fatto che ci sono dei costi di transizione deve mettere in dubbio la transizione, deve semplicemente farsela fare meglio, ma non metterla in dubbio, qualche volta accelerarla invece di ritardarla, perché quando non si trova in mezzo al guado non è mai molto intelligente tornare indietro, e casomai più intelligente è correre più veloce sull'altra sponda. Per cui la prima riflessione è questa, cioè ricordiamoci che non può essere questo un argomento per tornare indietro, casomai è un argomento per andare più avanti, più veloce. Il secondo è, però dobbiamo farlo meglio, cioè dobbiamo fare attenzione a tutte le implicazioni che una transizione di questo tipo produce, e sono tante. Infatti il problema è la complessità, l'abbiamo visto, cioè tante sono le misure per affrontare questo problema e tante sono le loro implicazioni. La Commissione europea ha creato un fondo, il Fondo per la transizione giusta, che per il momento è dotato di 500 milioni di euro, ma verrà aumentato per affrontare questo problema. Quindi si è consci che il problema c'è e che risorse serviranno. Inizialmente queste risorse erano state pensate solo per il mercato del lavoro, non su richiesta tra l'altro dei sindacati europei, che chiedevano un fondo per affrontare tutte quelle situazioni di disagio che nell'industria europea emergeranno a causa della transizione, inevitabilmente emergeranno. E questi fondi dovevano andare essenzialmente all'industria energetica. La Polonia, nel caso eclatante, che produce energia per il 90% con carbone, non potrà più farlo, e quindi tutta l'industria mineraria tedesca, polacca, ceca dovrà essere aiutata, perché quei lavoratori perderanno il lavoro e dovranno essere utilizzati da qualche altra parte. L'industria automobilistica è un altro grosso esempio, non tanto la produzione di auto quanto tutta la componentistica, per quello che ci si agita tanto in Italia, perché siamo molto forti nella componentistica, ma anche lì è l'aiuto al processo di transizione che si è immaginato, e questi lavoratori devono essere aiutati a riformarsi, quindi c'erano molte risorse dedicate alla formazione, riformazione e reskilling dei lavoratori, perché bisogna aiutare questi che perderanno inevitabilmente il lavoro e non lo troveranno nello stesso settore, ma lo troveranno in altri settori. Tra l'altro, in questo documento che il Consiglio europeo esamina la prossima settimana, e approverà, spero, la prossima settimana, si mette assieme la transizione ecologica con la transizione digitale, sia per i benefici sia per i costi, perché anche la transizione digitale avrà gli stessi problemi di impatto sul mercato del lavoro. E quindi anche lì abbiamo bisogno di riformare i lavoratori che perderanno il lavoro perché sostituiti da robot piuttosto che da intelligenza artificiale o cose di questo tipo. E quindi i due problemi sono stati messi assieme proprio per questo. Quindi la gran parte di questi fondi devono essere usati per questo. Poi c'è stata questa emergenza invece legata al costo del caro energia, non legata alla transizione ecologica, perché il problema inizialmente ha ragioni completamente diverse. Il prezzo è schizzato di 4 volte, poi in pochissimi giorni si è ridotto a 2 volte, adesso sta scendendo ulteriormente e sta scendendo a un livello che sarà maggiore di quello di partenza per ragioni strutturali che sono legate alla transizione ecologica. Quindi quello che è successo finora non c'entra, non è legato alla transizione. Da adesso in poi però degli effetti ci saranno, quindi hai ragione quando dici almeno è servito per suonare un campanello d'allarme. E effettivamente questo campanello d'allarme bisogna prenderlo in considerazione ed affrontarlo. La Commissione europea sta pensando, anticipo un po' delle cose che verranno poi raccontate, penso domenica e lunedì della settimana dopo, pensando a misure contingenti, come appunto autorizzare i paesi a usare i proventi della vendita di permessi di emissione, perché la legge europea non lo prevedeva, diceva guardate che questi proventi devono essere utilizzati oggi al 50%, poi al 100% per ridurre le emissioni, per intervenire sulle emissioni. Invece li autorizzerà a derogare e a utilizzarli anche per compensare le famiglie e le imprese che hanno subito aumenti dei prezzi. Lavorerà sul mercato delle assicurazioni.
perché uno dei problemi è la lunghezza dei contratti di fornitura. Una volta si riforniva sul mercato del gas contratti di lungo periodo, adesso invece per ragioni di protezione dal rischio, perché poi questi contratti di lungo periodo sono stati fatti, anche Eni ha avuto danni economici di questo tipo, sono stati fatti quando i prezzi erano alti, quindi si è vincolati a pagare prezzi alti, poi i prezzi sono crollati e ci hanno perso un sacco di soldi. E quindi tutti sono messi sui mercati spot per poter aggiustare in tempi rapidi le forniture al variare del prezzo. Adesso invece l'idea è di ritornare a contratti lunghi, ma con un sistema di assicurazione che tuteli le imprese energetiche a fronte di oscillazioni di prezzi. E questo avrà anche un ruolo di stabilizzazione del prezzo. Altre soluzioni. Uno dei temi è stata la crescita improvvisa dei prezzi dei permessi di emissione. Erano 5 euro a tonnellata, pochissimo, insufficienti 2 anni fa, ma adesso sono schizzati a 90, che era il prezzo target al 2030, 90, 100, adesso è il prezzo target, siamo troppo in alto. Allora, qui c'è un problema di volatilità su questo mercato che va risolta, e la Commissione europea sta immaginando dei nuovi meccanismi di gestione di questi permessi di emissione in modo tale da poter avere un prezzo crescente nel tempo, quindi sarà crescente nel tempo, però stabile, perché quello che non piace agli imprenditori e agli investitori è la grande volatilità. Se invece sanno che c'è un percorso stabile di crescita, si aggiustano e si organizzano di conseguenza. Quindi queste sono le misure anche di brevissimo periodo che vengono adottate, però il documento contiene anche una frase, dice: guardate, queste sono le misure di breve, ma la vera e unica soluzione che porterà a risolvere questi problemi è la transizione alle rinnovabili al 2030. Poi ripeto, altre soluzioni tecnologiche possono essere utili più in là, ma al 2030 l'unica che abbiamo è elettrificare con le rinnovabili. Perché? Perché le rinnovabili permetteranno di evitare l'approvvigionamento dall'estero e quindi la dipendenza energetica, evitare la volatilità dei prezzi, perché opportunamente sostenute da sistemi di storage, di immagazzinamento di energia, non provocheranno volatilità dei prezzi, ridurre il costo della bolletta energetica, perché la pagheremo molto meno di quello che oggi si paga di gas, tant'è che avete visto che con le misure del governo è stata di tassare quelli che producono energia con rinnovabili, che sembra assurdo. Ma perché? Perché il prezzo sul mercato è fatto al margine dal venditore che costa di più, che è appunto quello che produce col gas. Quelli che producono con rinnovabili producono a costi molto più bassi e quindi stanno facendo enormi profitti. E il governo ha detto: beh, ve li tolgo e li uso per compensare le famiglie che hanno le bollette troppo elevate. Ma in realtà a regime, questo è contingente, a regime non dovrebbe essere così. Quel prezzo più basso dovrebbe diventare il prezzo di mercato e a quel punto tutti noi pagheremo energia molto meno e quindi risolveremo anche quel problema. Quindi la transizione serve proprio a questo, a risolvere tutti questi problemi in un colpo solo, pur tenendo conto che abbiamo bisogno di tutto il resto per quest'anno e forse per l'anno prossimo, ma al 2030, se facciamo le cose per bene, se installiamo quei 70 gigawatt di cui ha bisogno l'Italia e ogni paese ha i suoi conti e sa quanto deve installare, il problema l'abbiamo risolto in modo strutturale. Grazie Carlo Carraro. Senatore, vuole aggiungere qualcosa su questo tema dei costi, del costo sociale? Noi dobbiamo lavorare su 2 livelli, no? C'è il livello delle emergenze e poi c'è il livello della struttura. Il livello dell'emergenza è difficilissimo. Ora, oggi, appunto, come diceva il direttore, il governo dovrebbe decidere con un ulteriore stanziamento di circa 6 miliardi di euro, che si aggiungono altri 5 miliardi e mezzo di euro messi per il primo trimestre. Capiamo bene che cioè, il bilancio dello Stato del 2022 sul quale abbiamo lavorato era di 31 miliardi, cioè stiamo parlando di cifre enormi. Alcune forze politiche spingevano per fare un debito pubblico, per finanziare attraverso il debito pubblico. Il governo ha ritenuto di no, secondo me correttamente, nel senso che non è che puoi continuare col terzo debito pubblico al mondo che è ormai superato il 150% rispetto al PIL e poi pagheranno chi? No, devasti il sistema della sicurezza di oggi e di domani dei nostri figli. E si sono trovati altri meccanismi per pagare, alcuni li ha detti adesso anche il professor Carraro e via dicendo. E poi però c'è il tema della struttura, c'è il tema appunto dell'accelerazione con grandissima
con grandissimo coraggio nella logica appunto di pensare a una struttura della produzione energetica del tutto innovativa. Per esempio non abbiamo parlato dell'idrogeno oggi, che secondo me invece deve essere uno degli asset essenziali. Ne parla il PNRR? Posso però interromperli? Prego. Ne parla, probabilmente sbaglia, tant'è che la presidenza francese dell'Unione Europea ha chiesto una sospensione sul tema dell'idrogeno perché le prospettive non sono così rosee come sembrava quando è stato fatto il PNRR. Quindi temo che sull'idrogeno a livello europeo si dirà a tutti i paesi fermi un attimo che ci ragioniamo perché non sta andando come sì, nel dovrebbe. frattempo l'anno scorso però la Francia con la Germania hanno fatto un accordo di 14 miliardi di euro sulla ricerca dell'idrogeno. Sulla ricerca sì, certo, giustamente, certo. Ma sull'infrastrutturazione, che è un pezzo anche del PNRR, ci dedichiamo una bella fetta di soldi, lì i francesi hanno detto fermi tutti, dobbiamo ragionarci e aspettiamo i risultati della ricerca. Io credo però che invece noi su questo dobbiamo spingere moltissimo a partire dalla ricerca e credo per esempio che Porto Marghera debba essere un hub fondamentale da questo punto di vista, cosa sulla quale noi non stiamo investendo. Sto parlando naturalmente dell'idrogeno verde, non dell'idrogeno grigio, l'idrogeno nemmeno quello blu probabilmente. Però l'idrogeno verde. Dopodiché è vero che ci sono, per esempio, in contratti vertici della Volkswagen, non hanno la minima intenzione di investire in auto idrogeno e stanno investendo totalmente nell'elettrico. E quindi c'è una discussione in corso. Ma quando io parlo di neutralità tecnologica, non sto dicendo naturalmente che la tecnologia da sola sarà in grado di risolvere il problema e men che meno sostengo che quindi possiamo fare quello che vogliamo, che sarebbe una foglia grande come una casa. Sto dicendo però, analizziamo in maniera, diciamo, anche prospettica le varie fonti, le varie tecnologie che possono aprirci anche degli esiti, diciamo, che oggi non sono all'ordine del giorno. La fusione nucleare, per esempio, non la fissione nucleare. Perché è chiaro che la fissione nucleare, adesso l'ho detto anche oggi, si parla, la fissione nucleare ad oggi per il nostro paese non c'entra nulla con la crisi energetica in corso, per 10.000 motivi. Tra l'altro, qualcuno dice, provate ad andare a dire ai comitati dove vogliono le pale eoliche. Proviamo a dire agli italiani dove vogliono una centrale nucleare a fissione. Io sarei curioso. Io sono vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecoreati. Lì noi abbiamo ancora i luoghi, diciamo così, depositi delle scorie nucleari, quelle che avevamo prodotto per le centrali nucleari e di quelli che ogni giorno produciamo per attività medicali, eccetera. E non riusciamo a metterci d'accordo su un sito unico nazionale per mettere in sicurezza quello che è sparpagliato in totale insicurezza in giro per il nostro paese. Altro tema invece è la fusione nucleare, che ha un livello, diciamo, di produzione di scorie bassissimo, non nulla, ma bassissimo, assolutamente compatibile, diciamo, con la tecnologia, con la gestione, e con una possibilità di potere energetico enorme. Su quello abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, ci sono i progetti europei molto avanzati, e hanno fatto sperimentazioni in Inghilterra, adesso in Francia, col concorso tra l'altro della migliore tecnologia italiana, però stiamo parlando di 40, 30, 40, 50 anni. Non c'entra nulla con la transizione, c'entra col terzo step che dobbiamo affrontare. Grazie. Io non so se c'è ancora Enrico Carraro, perché so che alle 10, 12 sono presente e vi sto seguendo con attenzione. Ah, perfetto. Sono ancora qui perché quando si parla di costi, il sistema delle imprese è particolarmente sensibile. Voleva aggiungere qualcosa alle cose che sono state dette? Assolutamente sì, però direttore, ci siamo un po' emancipati, non siamo più sensibili soltanto ai costi, ma guardiamo anche che cos'altro, l'innovazione, lo sviluppo, a tutte quante queste cose qua. Vi siete emancipati, ma siete sempre permalosi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, poi a me piace essere permaloso anche con il mio omonimo Carraro, perché poi ci conosciamo, quindi mi permetto anche di correggerlo laddove cita che oggi chi produce rinnovabili ha dei grandi margini. In effetti, come sappiamo, i grandi produttori di rinnovabili hanno ceduto a prezzi stabili per 2 anni e qualche anno fa, quindi così è un po' qualcuno sì, ma è un falso
una falsa idea quella che molti si stanno facendo, che sulle rinnovabili si stanno facendo grandissimi guadagni. Io vi lascio però con un segnale anche positivo del nostro settore, che di là a problemi di costi contingenti, e lo sappiamo, ha detto bene il senatore Ferrazzi, di più il governo secondo me non può mettere, anche perché dovrebbe mettere 6 miliardi ogni 3 mesi, perché quello che stiamo vedendo è che i prezzi saranno più o meno stabili, con qualche oscillazione almeno fino a tutto il 22 sicuramente, ma buona parte del 23, e quando si livelleranno a un livello più alto di quello da dove eravamo partiti. Il grosso sforzo lo dobbiamo fare come complesso paese nell'innovazione. Oggi purtroppo siamo nei settori principali dell'industria europea, nel mezzo del settore della catena del valore. Dice bene Ferrazzi, quando dobbiamo sapere qualche cosa su come va il mondo dell'automotive dobbiamo andare a chiederlo in Germania, perché noi in modo così passivo dobbiamo seguire dove vanno i grandi delle industrie. Avevamo dei primati nelle tecnologie per le rinnovabili, le abbiamo perse, le abbiamo regalate. Anche in questo il nostro paese è più leader. Fu Enel a partire in tempi non sospetti anche con la produzione delle tecnologie del fotovoltaico, ma parlo anche di 30-40 anni fa. C'è bisogno di che tutto quanto il paese guardi così con maggiore attenzione a questi mesi, a questi anni che saranno determinanti anche per dare, attraverso nuove tecnologie, un nuovo sviluppo al nostro paese. Poi, ripeto, sdoganato. Ma durante il convegno così tutti d'accordo, ma non vorrei che qualcuno pensasse ancora che ci fossero delle perplessità da parte di alcuni, che sono le rinnovabili che ci salveranno. Lo sappiamo, saranno le rinnovabili, abbiamo bisogno di aiutare in questi momenti, in questi frangenti. La Germania lo sta facendo col carbone, perché in questo momento la Germania sta consumando più carbone per sopportare questo shock energetico, ma il 2030 e forse anche prima, speriamo, perché poi siete tutti ingegneri e mi insegnate voi che lo sviluppo tecnologico non è mai lineare, ma potranno intervenire, spero presto, come è intervenuto qualche mese fa con la novità sulla fusione nucleare. Quindi io vi lascio così carico di ottimismo e vi saluto. Grazie. Grazie Enrico Carraro. Solo per tranquillizzare Enrico, volevo dirgli che io non avrei tassato le rinnovabili. Io sono contrario a quella misura del governo, però l'ha fatta il governo e la citavo. Ma io sono fortemente contrario a quella misura. No, ma si era intuito da come l'avevi detto. Ti saluto, grazie. Arrivederci, grazie per il tuo contributo. A questo punto la tabella di marcia indicherebbe che c'è uno spazio per il dibattito. Io dovrei ricevere dei pizzini. Sì, scusate, chiamiamo. Una solo? Va bene. Allora, la domanda, aspettate che la Regione Veneto si è data degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili per compensare la richiesta di energia alla nostra regione. Ad oggi stiamo importando da fuori regione oltre il 60% dell'energia. Direi che, essendoci qua un rappresentante della regione, la domanda la rivolgo innanzitutto a lui, naturalmente poi c'è spazio per chiunque se vuole intervenire. Sì, allora la Regione Veneto ha degli obiettivi sulle rinnovabili che sono inclusi nel documento di economia e finanza regionale
che prevede che noi ci dotiamo quest'anno, il procedimento è avviato, di un piano energia e clima coerente con il piano energia e clima del nostro Paese. Vado a memoria su questi obiettivi che sono appunto però, ripeto, indicati nel documento di economia e finanza regionale. Se ben ricordo si parla di un incremento del 35% dell'efficienza energetica e di un incremento più o meno equivalente del 35% delle rinnovabili, di cui con un 12% nei trasporti. Quindi sono obiettivi targetizzati, diciamo a livello di indicazione strategica nel documento di economia e finanza regionale, mentre il piano energia e clima, che deve essere costruito, li includerà in maniera più precisa, anche individuando percorsi e metodi per la loro realizzazione. Questo è uno strumento che, come dicevo prima, si vedrà lavorare insieme tra due aree dell'organizzazione regionale che sono distinte. Ecco, io, come ho detto prima, sono il titolare dell'area tutela e sicurezza del territorio, mentre poi c'è il collega Nuccio Romano che presiede alla parte sviluppo economico, dove c'è l'industria, dove c'è anche l'energia, e quindi sarà uno strumento concertato. Così come strumenti concertati, rispetto al tema che dicevo prima della delega orizzontale al clima che era l'assessore Bottacini, riguarderanno il piano dei trasporti, piuttosto che il piano delle opere pubbliche, insomma tutti i settori in cui qui siamo nel campo della riduzione delle emissioni, si può lavorare su questo tipo di problemi. Così come vale per invece le altre pianificazioni di settore che riguardano che vedono più il tema dal punto di vista degli effetti, no? Penso a quello del turismo, piuttosto che quello dell'agricoltura, no? O degli effetti sanitari del cambiamento climatico. Visto che mi ha ridato la parola, ancora una parola sul tema della complessità, no? Non c'è dubbio, professor Carraro, che le considerazioni sui costi, ma nemmeno quelle su complessità, devono diminuire la velocità della transizione. Su questo non c'è dubbio. Però è bene saperle le interazioni complesse che ci sono. Faccio un esempio, quello della legna. La combustione della legna, che è evidentemente qualcosa che sottrae combustione ai fossili, è nel nostro caso estremamente dannoso, perché incide non sull'inquinamento climalterante, ma sull'inquinamento locale. Ecco, questo è un elemento che da comunicare può apparire difficile, no? Io mi ricordo che i primi anni che si diceva questa cosa, soprattutto una certa parte del mondo ambientalista ci guardava molto male, perché appariva, come dire, ecco, un'affermazione a sostegno dell'uso del fossile, mentre è semplicemente un'evidenza scientifica del fatto che uno dei principali temi ambientali del nostro mondo occidentale e in particolare della pianura padana confligge con un obiettivo di neutralità climatica. Allora la complessità va gestita, non ridotta, semplificata, va conosciuta e gestita e in questo, insomma, su basi scientifiche e razionali va affrontata. Grazie. Sulla domanda sulla regione, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Prego. Quando parliamo di adattamento parliamo giustamente, come si diceva adesso, di uno, diciamo, dei due filoni fondamentali. Mitigare, cioè ridurre le emissioni, come una vasca, no? Che si sta riempiendo d'acqua. Devi chiudere il rubinetto, se ce la fai devi togliere anche il tappo, e però magari non è sufficiente e siamo un po' in questa condizione. L'acqua esce, quindi devi adattare, cioè devi prendere atto del fatto che il mutamento è strutturale e che ha delle conseguenze strutturali nei territori. Ce l'ha moltissimo anche in Veneto. E questa mattina mi hanno girato uno studio dell'ONU, per esempio, sulle morti da inquinamento. Sono 3 volte a livello mondiale rispetto alla pandemia quest'anno, per essere chiari. E la pianura padana è una delle aree più inquinate al mondo. Basta vedere anche le rilevazioni satellitari, ce lo fanno vedere in maniera molto plastica. La pianura padana, tra l'altro, dal punto di vista dell'adattamento, è un territorio nel quale è tanto necessario quanto difficile. Tanto necessario perché ormai il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, a breve sarà il 70%. Quindi quando noi parliamo di mitigazione di ambientamento, parliamo di politiche che devono essere anche politiche per la città. E da questo punto di vista dobbiamo essere ben coscienti del fatto che ormai lo sprawl urbano ha invaso tutto il territorio
in un distinto costruito. Cioè l'Expo non c'è solo a Los Angeles, ormai è il Veneto, basta atterrare e guardare magari di sera le luci come vengono diffuse. Questo ha delle ricadute enormi anche dal punto di vista ambientale e da moltissimi altri punti di vista. Quindi dobbiamo intervenire. Quindi politica adattiva vuol dire anche politica sulla città. Su questo il disegno di legge di cui parlava il Presidente, che le do una bella notizia, martedì iniziamo a votare gli emendamenti in commissione, quindi vuol dire che in giro di 2 o 3 settimane lo portiamo in aula per il voto finale. Il mio disegno di legge non è sul consumo del suolo, è sulla rigenerazione urbana, cioè non che non mi interessi il consumo del suolo, ma mi interessano gli strumenti per realizzarlo, perché non per bloccare il consumo del suolo. Il Veneto da questo punto di vista è in una situazione critica, è la seconda regione d'Italia per consumo del suolo e da 2 anni è la prima regione d'Italia come incremento, come aumento incrementale annuo del consumo del suolo stesso. Ogni anno nel nostro territorio nazionale consumiamo terreno vergine pari all'intera estensione della città di Bologna. E continuiamo. Quali sono i motivi? 10.000, non c'è tempo adesso di approfondirle. Però è del tutto evidente che porre a tema la questione della città con una politica di agenda urbana a livello di governo che non c'è mai stata, quindi con una governance per una policy nazionale sulle città urbane, è centrale anche dal punto di vista tanto della mitigazione quanto dell'adattamento. Ed è il cuore del nostro disegno di legge. Perfetto, grazie. Ho un'altra domanda. La rimozione, ho letto bene, della CO2 carbon capture ha prospettive? Vabbè, Forse anche l'ingegnere Mazzon può rispondere, ma prego Carlo. Sì, ne ha prospettive, ma non, di nuovo non è una tecnologia di quelle che potremo usare nei prossimi 30 anni. Quindi noi la transizione la dovremo fare senza questa soluzione. Ci sono degli esperimenti interessanti, il migliore è quello realizzato, l'impianto realizzato da poco in Islanda, ma i costi sono ancora estremamente elevati e la capacità di rimozione è ancora bassa. Poi all'interno del mondo della rimozione ci sono tante tecnologie diverse, c'è la cattura da impianti esistenti che è più facile da fare tecnologicamente rispetto al rimuovere la CO2 che sta direttamente nell'aria in atmosfera. Ci sono imprese che ci stanno provando, il PNR tra l'altro contiene un paio di questi prototipi di cattura della CO2 da impianti che producono combustibili fossili e che usano combustibili fossili. Non abbiamo invece in Italia impianti di rimozione diretta della CO2. Però insomma tempi lunghissimi anche per questa tecnologia. Faceva vedere giustamente Marino Mazzon prima una cosa importante, ne avremo bisogno, perché in questi anni, da qui al 2050-2070, emetteremo più CO2 di quella che è compatibile con la stabilizzazione a 1,5 gradi, 1,8 gradi. E quindi non sarà sufficiente azzerare il flusso, dovremo anche rimuovere lo stock, almeno una parte dello stock, sarà indispensabile. Come farlo? C'è chi dice che dobbiamo piantare molti più alberi, ovviamente fermare la deforestazione. Anche questo non sarà sufficiente. Al 2030, al 2050 abbiamo obiettivi di questo tipo, cioè di assorbimento della CO2 attraverso riforestazione o piantumazione o altre tecnologie verdi. Però appunto un giorno, sarà il 2070-2070, avremo bisogno di questa tecnologia perché altrimenti non riusciamo a stare nei limiti e quindi la ricerca lì l'ho fatta sicuramente. Mazzon vuole aggiungere qualcosa? Grazie. Qui c'è un tema di riduzione di un ordine di grandezza almeno sui costi, 1. 2, è un costo puro in realtà, chi lo paga? No? 3, se si tratta di rimuovere la CO2 alla fonte, per esempio dagli altoforni, dalla produzione di cemento, può avere un senso. Quello che dovrebbe succedere dal 2050 in poi, si parla di 10 miliardi di tonnellate e la necessità di rimozione del CO2. 10 miliardi di tonnellate? No? Per non dire poi dei problemi giuridici, no? Che possono nascere, perché un conto è che io sono l'ILVA e metto un imbuto che porta via la CO2, un altro conto è se io mi metto in mezzo all'atmosfera, no? Investo 10 fantastilioni, no?
E dopo dice, ma perché devo pagare io se la CO2 l'ha fatta la Cina, che dopo produce per me, o se la CO2 l'ha fatta quell'altro? Viene fuori una guerra mondiale su questa storia. Quindi o ci si mette d'accordo o non andiamo da nessuna parte. Giusto? È sicuramente un progetto di quelli che non può che essere transnazionale, non può essere un progetto nazionale. Ma ripeto, la strada è veramente lunghissima. Certo, c'era il professor Pivato che voleva credere. Fare alcune riflessioni, diciamo, tecniche su questa tecnologia del carbon capture. Tanto sono d'accordo con il professor Carraro che c'è la necessità di questa tecnologia, ma non nell'immediato perché non è ancora sviluppata. Prendendo anche il titolo del seminario, che è obiettivo 2030, non è ancora così sviluppata. Ma senza entrare in ragionamenti di sviluppo tecnologico o di costi, una riflessione molto semplice sulla tipologia di tecnologia e su quelli che sono attualmente i limiti. Innanzitutto c'è un problema che il carbon capture direttamente dall'atmosfera, la concentrazione di CO2 in atmosfera è di 350 ppm, quindi una concentrazione molto, 400 adesso, quindi estremamente bassa. Adesso è aumentata. Esatto. Comunque è aumentata, è una quantità, una concentrazione bassissima, quindi c'è la necessità di aspirare moltissima aria, questo ha un costo estremamente elevato. Poi abbiamo la seconda fase, quello del materiale adsorbente che permette la concentrazione della CO2. Su questo ci sono molte ricerche e attualmente questi materiali costano molto anche per rinnovarli. E poi il terzo e ultimo aspetto, e dopo finito il mio breve intervento, diciamo, di carattere un po' più tecnologico, è una volta che noi abbiamo concentrato questa CO2, cosa ne facciamo? Allora ci sono alcune soluzioni, molte sono state proposte, quella più promettente che permette, diciamo, di trovare un destino finale di lungo periodo è quello della carbonatazione. Però qui c'è la necessità di avere materiali ad alto pH che consenta, diciamo, questa carbonatazione. Ecco, questi sono i limiti su questa tecnologia, anche se è molto promettente, però al momento ci sono pochi casi di applicazione a livello mondiale. Però diciamo l'attenzione su questa tecnologia secondo me è molto importante per arrivare alla fase che diceva appunto Carraro, che è quella della necessità anche non solo di non emettere più, ma anche di assorbire quello che abbiamo emesso precedentemente. Grazie al professor Pivato per questa precisazione di tipo tecnico. Vedo che anche qua in sala alcuni annuivano, quindi comprendo da questo che ne sanno molto più di me, che non avrei molto annuito trovando alcuni concetti francamente difficilmente digeribili e comprensibili, ma in realtà la complessità del tema mi è chiara. Io non ho altri pizzini. Non so se in sala c'è qualcuno che vuole per caso porre una domanda. Non so se abbiamo il tempo per uno o due domande. Prego, chi vuole? Il professor Carraro ci deve lasciare, quindi grazie, a presto e grazie per il suo contributo. Sì. Ecco, Andrea Marion, docente di ingegneria idraulica a Padova, collega di Alberto Pivato. Allora, benissimo, è molto interessante il convegno, molto centrato. Distinguerei però tra le cose che dobbiamo fare, che spettano a noi, che dipendono da noi, e le cose che non dipendono da noi. Allora, ben ha detto il direttore Marchesi del fatto che dobbiamo preparare il nostro territorio alla resilienza, aumentare la capacità di resistere agli eventi estremi, perché questo dipende da noi e questo dobbiamo fare, questo è il nostro compito, lo stiamo facendo anche molto bene. Dovremmo essere in grado ormai di derubricare le perdite di vite umane. Dovrebbe essere un problema che se perdiamo delle vite è perché facciamo degli errori ormai. Abbiamo la tecnologia, l'allerta che ci dovrebbe permettere di non perdere più vite umane, quindi è una questione che deve ridursi a un problema di soldi,
di SCEI alla Veneta e non di vite umane. Questo è importante che lo capiamo. E quindi le considerazioni di tipo economico poi entrano in una valutazione complessiva che si confrontano con una questione di costi-benefici. Ciò che noi non possiamo invece controllare, e su questo io sono negativo, è la capacità di controllare le cause. Perché la partita, per usare un termine che va di moda, soprattutto qui in Veneto, la partita non si gioca qui. La partita si gioca in Bangladesh, in Nigeria, in Venezuela, dove quando noi andiamo a fare i convegni in questi paesi emergenti si parla di sviluppo quasi mai associando la parola sostenibile alla parola sviluppo, e lo si associa piuttosto al tema del contrasto alla povertà. È un tema che è stato sfiorato, mi pare, dal Presidente nazionale. Ora, da questo punto di vista, l'intervento della presentazione catastrofica un po' che ci presenta questo scenario catastrofico, diventa, secondo me, si sposta dalla questione tecnica a una questione di piattaforma ideologica, quasi. Perché? Perché investe il modo in cui questi grandi temi del contrasto alla povertà devono venire affrontati nel futuro. Perché è impensabile immaginare che ci siano paesi che rinuncino al contrasto alla povertà per dare la priorità alla questione dell'innalzamento della temperatura. Almeno io credo che sia molto difficile che questo avvenga. Ecco che allora trasferiamo ciò che la tecnica e la scienza fa in modo è sotto gli occhi di tutti, come la scienza e la tecnica ormai risponde alla società molto velocemente. Ce lo dimostrano i vaccini prodotti in un anno rispetto ai 20 anni o i 10 anni che ci volevano prima. La scienza e la tecnologia fa la propria parte, ma non può entrare sicuramente all'interno di questa problematica che investe il modo in cui immaginiamo il mondo. Su questo sarebbe interessante, credo, un confronto anche che forse è più per il direttore, immaginare anche tra le visioni che ci sono, tra le posizioni diverse partitiche e politiche, e sarà molto interessante capire in che modo si può immaginare questo confronto, e su questo vorrei un commento magari dall'unico esponente politico che ovviamente porterà una posizione di parte. Mi pare che manchi la controparte in questa sede, ma ci saranno altre occasioni per parlarne. Ah no, ecco, vabbè, ma se volesse potrebbe eventualmente esprimersi. Beh, comunque, ecco, questo, grazie. Diciamo che senza essere un politico ho giustamente una sua visione delle cose, senza essere qua come politico. Prego. Questo non era un pizzino, era un editoriale, ma insomma va bene. Che poi sono tutte editoriali, tutte cose di parte, cioè ognuno di noi ha la sua visione di parte. Per me inserirli in un contesto generale dotato di senso. E, tra l'altro, una delle cose più belle che sto sperimentando in Senato è che moltissimi interventi li abbiamo votati quasi in unanimità. Perché su alcuni temi c'è davvero la possibilità, quando ci si approccia in maniera non manichea, ma ci si approccia in maniera anche umanamente, diciamo, normale, c'è la possibilità davvero di costruire delle trasversalità, e devo dire che dal punto di vista mio, faccio un esempio. Qualche anno fa, 2 anni fa, sono andato a visitare lo stabilimento di Gianfranco Zoppas, presidente di Vittorio Veneto, che fa un macchinario meraviglioso, è lungo 20 metri, che all'inizio ci metti la bottiglia di PET usata e esce una bottiglia riciclata, pronta per, diciamo, per l'uso e via dicendo. E c'era una legge che stabiliva che nel nostro paese, se tu volevi utilizzare bottiglie di PET riciclate, potevi farlo, ma dovevi utilizzare almeno il 50% di materia vergine. Una cosa folle. Feci una legge, la trasformai in emendamento, lo inserimmo in un provvedimento e fu votato trasversalmente. Questo ha comportato naturalmente un salto di qualità enorme per le nostre aziende, perché è un abbattimento complessivo della CO2, dell'emissione delle CO2, per dire che si possono fare un sacco di cose con un approccio, diciamo, intelligente e politicamente sensato. Sul tema che lei poneva, Glasgow ha deciso, secondo me, uno dei 5 punti fondamentali è stata la definizione di 100 miliardi di euro per i paesi poveri emergenti.
sono quelli che una persona al mondo, secondo me, ha chiamato correttamente, non contributi, ma pagamento del debito ecologico nei confronti dei paesi poveri. Perché è del tutto evidente che quello di cui stiamo parlando oggi non l'hanno cagionato fondamentalmente nei grandi sistemi i paesi poveri emergenti, ma l'hanno cagionato i sistemi ricchi, quelli che già si sono consolidati con un alto livello di vita. Ma chi più ne paga le conseguenze sono proprio i paesi poveri, che vivono magari in marginalità socio-economiche, anche geografiche, l'innalzamento dei mari di alcune isole, per esempio la desertificazione del Sahel, dell'Africa centrale. 2 anni fa in Kenya c'è stato, poco prima della pandemia, una grande conferenza, che immagino conosciate, dell'ONU sulla questione dell'immigrazione. E già allora era evidente in maniera plastica che il primo motivo di immigrazione nel mondo oggi, e lo sarà ancora più domani, è la questione del cambiamento climatico. Allora, non è un contrasto, è l'intelligenza, la politica vera intelligenza dei paesi ricchi, se vogliono gestire i flussi dell'immigrazione, è anche questa. È nella logica anche dell'interesse, chiamiamolo così, nostro, sviluppare delle politiche in questa direzione. Grazie. C'era anche... Prego. No, anche perché parliamo di sostenibilità, qua hanno parlato solo maschi fino adesso, non vorrei dire. C'è anche l'aspetto di genere. No. Prova. Ecco, mi ha dato là, prima di tutto, vi tiro le orecchie perché qui non c'è nessuna donna, quindi tiro le orecchie agli organizzatori. Vabbè, non era questo. Allora, prima di tutto volevo fare un appunto a quanto, cioè non un appunto, diciamo, un ulteriore follow-up rispetto a quello che ha detto il collega. Io sono anche una collega dell'Università di Padova, del professor Pivato, e un ingegnere ambientale. Ci sarebbero tantissime cose da dire qua, non ci sono i tempi. Ho sentito troppe volte parlare di cose che sono greenwashing, scusate, e però non abbiamo il tempo di andare a fondo. Un follow-up rispetto a quello che ha detto Andrea è questo, quei famosi soldi messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo. Io sono spesso in Africa, conosco molto bene la situazione e vi assicuro che molto spesso facciamo tanti discorsi, però quando parliamo di transizione ecologica, poi le nostre auto che ce le spostiamo adesso elettriche, invece di poi rottamarle nel modo corretto, ce le mandiamo in Africa, allora questo che cos'è? Perché non è vero che noi stiamo veramente facendo quello che c'è scritto o che ci dice, mi spiace che è andato via il professor Carraro, non è vero che lo stiamo facendo. Quindi molta attenzione a quello che succederà nei prossimi anni. Seconda cosa, siccome stiamo parlando di emergenza e l'abbiamo voluta, perché come diceva prima il collega ingegnere, noi dagli anni 70 col rapporto Meadows sappiamo che siamo in un'emergenza e guarda caso era nato proprio sulla scorta di un'emergenza energetica, perché c'è stata la crisi del petrolio eccetera. Io ero piccolina, mi ricordo che a Milano ci riscaldavamo con il camino perché non arrivava gasolio. Quindi anche in quel caso era nato tutto da una crisi energetica e guarda caso anche adesso siamo in mezzo a una crisi energetica, quindi sono questi cicli e ricicli a cui noi continuiamo a cercare e li chiamiamo emergenza tutte le volte. Allora la domanda è, e la faccio a tutti, stiamo parlando di emergenza, l'emergenza porta a un'urgenza e si perdono a volte i pezzi della complessità del sistema e si perde di lucidità. Io vorrei dire, e qui faccio un appello, e lo vedo per i bandi che sta mettendo in piedi adesso il PNRR, in cui noi molti accademici sono coinvolti. Attenzione che questa emergenza e questa urgenza non faccia perdere lucidità e la complessità del sistema, che è veramente molto complesso e interconnesso, parlavamo anche dei risvolti sociali, e poi creiamo delle altre emergenze. Quindi l'attenzione che dobbiamo mettere ognuno di noi deve essere altissima, non solo i politici, ma tutti, come diceva anche il collega Pivato, che tutti abbiamo una responsabilità. E guardate, io non sono così sicura che lo stiamo facendo, quindi all'ordine degli ingegneri, alla federazione, ai politici, dico veramente stiamo molto attenti e guardiamoci anche tra di noi, cioè cerchiamo di controllarci a vicenda, perché il rischio è che creiamo delle ulteriori emergenze. Grazie. Assolutamente sì. Questo non è un pizzino, non è un editoriale, è un corsivo. Quindi
sono distinzioni tecniche, ma insomma. No, volevo aggiungere un paio di cose proprio in risposta a questo discorso di equità e giustizia. Io non ho mostrato prima una slide che avevo mostrato altrove, dove si vedono le emissioni per nazione, le emissioni pro capite rapportate a quelle delle nazioni e le emissioni in relazione al PIL. Come Ferrazzi sa benissimo, no? Ci sono nazioni che non hanno accesso all'energia, hanno PIL bassi, emettono poco, e sono proprio quelle che invece, differentemente dalle nazioni a PIL crescente, che emettono di più, no? E che hanno anche la responsabilità degli effetti non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti di quegli altri. Come diceva benissimo Ferrazzi, è anche nell'interesse, diciamo, dell'Occidente, che è il responsabile storico di quello che sta succedendo adesso, e lo si sapeva, no? Quello di equilibrare le vicende, no? Questo è un grande tema che, fra l'altro, nella COP, che era all'ordine del giorno, non è stato risolto, forse non è risolvibile nei tempi brevi, ma non c'è dubbio che è nell'agenda. Anche perché l'effetto negativo del clima nei confronti di questo, che potrà dare luogo a queste migrazioni di massa, no? Non è gestibile lasciando morire 1,5 miliardi di persone o uccidendo 1,5 miliardi di persone, no? Giusto? Quindi questo è un problema epocale di oggi, no? E dei prossimi, spero, pochi anni, voglio dire, no? Ma questo è un problema del tutto rilevante. Dopodiché greenwashing, non greenwashing, eccetera, è tutto vero, ma è anche altrettanto vero, e qui faccio un'altra provocazione se si vuole, che ho fatto in altre sedi. Io credo che, almeno dove l'opinione pubblica conta, o crede di contare, credo che i cittadini abbiano il diritto di pretendere che la lungimiranza, la strategia, i piani, le conseguenze dei piani vengano svolti, vengano definiti. Cioè, altrimenti no? Cioè, almeno i nostri sistemi autocratici, la Cina è guidata da una oligarchia, diciamo, di tecnici, no? Sostanzialmente, e da un sistema decisionale che una volta che quello ha deciso, tutti lo fanno. Noi non funzioniamo così. Non sto dicendo che la Cina funzioni, no? Che dovremmo puntare a un sistema come quello cinese, ma è pur vero che i movimenti sociali che stiamo avendo adesso, con la voglia dell'uomo forte, eccetera, eccetera, stanno un pochettino contribuendo alla destabilizzazione dei nostri meccanismi. Bene, c'è qualcuno che vuole aggiungere ancora qualcosa? Direi che le 3 ore per i corsi formativi sono state abbondantemente, per i crediti formativi sono stati abbondantemente, quindi da questo, un obiettivo è stato raggiunto. Mi era stato detto che non erano necessarie conclusioni, io non sarei in grado di farle. Credo di dover ringraziare a nome di tutti l'ingegner Mazzone e il gruppo di lavoro che ha elaborato la position paper, che poi è stata la base della nostra discussione. Ringrazio tutti ovviamente per il contributo dato. Credo che sia discusso nella franchezza anche delle opinioni diverse, ma avendo un senso comune, come diceva prima Ferrazzi, e sapendo che tra ottimisti e pessimisti comunque è una strada, quella che abbiamo di fronte è una strada necessaria, ma certamente molto difficile. Grazie a tutti e buona giornata.